passato pensando a ciò che oramai se n'è andato. La vita siamo noi, un po' come gli eroi, buoni e cattivi si combattono per restar vivi. Ritrovarci qua giù, dove l'acqua è più blu e la vita splenderà, splenderà, splenderà ancor di più. Sole che ogni giorno fa sentire il suo calore. La vita è un concerto astrale davanti a stelle che sono quasi da toccare. La vita siamo noi, un po' come gli eroi. C'è chi salva il mondo e chi lo distrugge in un secondo. Ritrovarci qua giù, dove l'acqua è più blu e la vita splenderà, splenderà, splenderà ancor di più. Anche questa mattina apriamo con questo brano La vita è, composta da Davide Marchetto e altri amici, questo ragazzo che non c'è più, per ricordare questi genitori che soffrono in maniera incredibile, queste mamme che sono venute ospiti, che hanno piacere di ricordare invece di ricordare i loro figli, anche con un CD, con una canzone, con un video, ma l'importanza di ricordare, perché loro hanno piacere, anzi sperano che qualcuno capisca che se anche li fermate per la strada e li abbracciate, loro sono contenti, perché vuol dire che il ricordo vive. Ne parleremo questa mattina con la dottoressa Ilaria Postal, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice Ikiko Mori, Italia Psicologi per il Trentino Alto Adige, che ringrazio veramente, dottoressa, di essere qui, perché guardi che c'è una confusione, io non riesco più a capire cosa sta succedendo. E saluto anche Silvia Susanna, sindaca di Musile di Piave, o sindaco o sindaca, comunque quello è Silvia Susanna, che so che ha piacere di venire a Sveglia Veneti, anche perché ci sono sempre degli ospiti importanti, anche i sindaci hanno bisogno delle volte di capire come muoversi da esperti del settore, perché visto che abbiamo con queste baby gang, con questi ragazzini che ne fanno di tutti i colori dappertutto, in questa settimana poi abbiamo aperto con le scuole, stanno facendo disastri nel vero senso delle parole, non solo nelle città ma anche nei paesi. Allora, dottoressa Ilaria Postal, cosa ci racconta? Cosa sta succedendo a questi ragazzi? Sembrano tantissimi, riescono a inserirsi sui social in maniera di avere una visibilità enorme, anche se io sono convinta, dottoressa, che quelli bravi sono di più, che si comportano anche bene. Purtroppo la notizia la fa sempre il cattivo esempio. Questa è la verità, però non ci possiamo fare niente, però fermarli sì, perché io non ne posso veramente più, non ne posso più, con questo buonismo, con questo perdono, con questi percorsi rieducativi che non so a cosa portino. Prego, dottoressa. Allora, buongiorno. Sì, il tema del benessere dei giovani è un tema decisamente attuale, decisamente complesso,
e che si manifesta in realtà in varie forme. Ha detto una cosa credo importante, nel senso che chiaramente ci sono dei fenomeni che fanno più rumore e che quindi attirano di più l'attenzione, che sembrano anche essere più numerosi, proprio per il clamore che portano con sé. In realtà quello che stiamo vedendo anche come tra colleghi è la difficoltà che i giovani stanno vivendo in questo momento nelle diverse modalità in cui la esprimono. Per esempio, come giustamente ha detto, sono la referente dell'area psicologi del Trentino Alto Adige per Hikikomori Italia. Il fenomeno degli Hikikomori è in grande espansione, cioè i ragazzi che sono ritirati dalla società, quindi dalla scuola, dal lavoro. La media si attesta attorno dai 15 ai 25 anni, però può essere anche precedente o postcedente, diciamo, venire dopo. E si sta parlando anche molto del fenomeno dei NEET, cioè ragazzi che è un po' più ampio rispetto al fenomeno degli hikikomori, cioè ragazzi che comunque non lavorano, non studiano e non sono in nessun tipo di percorso formativo. Quando si ha a che fare con i ragazzi si percepisce una grande difficoltà. Quelli che lei ha nominato prima sono ragazzi che reagiscono in modo aggressivo. Altri sono più per una struttura, diciamo, personale, sono più timidi, sono a volte più fragili, sono più inibiti anche a scuola, in società, spesso anche vittime di bullismo e rispondono in un altro modo, cioè si ritirano. Quello che possiamo dire, chiaramente si generalizza sempre, si parla dei grandi numeri, ma si può dire che i ragazzi stanno passando un momento di difficoltà, ci stanno dicendo delle cose attraverso diverse modalità, attraverso diversi comportamenti, e in qualche modo forse ci stanno dicendo che la società in cui noi siamo immersi in questo momento non aiuta, non sostiene e non piace, tra l'altro molto, soprattutto ai ragazzi più sensibili che hanno magari certi valori che fanno fatica ad accettare alcuni ed altri a stare al passo alle richieste prestazionali di una società dove c'è molta competitività, c'è molta richiesta, c'è molta e anche molta apparenza. Siamo in un'epoca dell'immagine che si dà, e i social media hanno questa funzione, diciamo, tra le molte che hanno, che è quella di mettere in relazione l'immagine più che in relazione veramente alle persone. Infatti sono sempre meno presenti i luoghi di aggregazione, per esempio, dove i ragazzi possono incontrarsi e scambiare relazioni, informazioni, progettualità, anche difficoltà. E la scuola fa fatica a gestire la complessità di queste differenze, perché appunto alcuni ragazzi sono molto reattivi, molto aggressivi, altri invece hanno un altro tipo di protesta in fin dei conti, perché anche il ritiro sociale, se ci pensiamo, è anche una forma di protesta. Non mi piace, ho una repulsione verso questa società e io mi ritiro in casa. Allora sentiamo anche come commenta Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, perché i sindaci poi sono loro che devono intervenire, ecco, sono loro che sono responsabili della salute dei loro cittadini, però non è che abbiano tutte queste armi per intervenire, nel senso di armi economiche parlo, per cercare di riuscire a dare anche delle risposte, eppure sono quelli in prima linea. Io vi ringrazio sempre perché la maggioranza di voi, sia uomini che donne, ma io parlo di persone, ecco, cercate di dare delle risposte, quello che potete naturalmente. Poi bisogna vedere anche la sensibilità del sindaco o della sindaca, perché questo siete uomini e donne e ognuno ragiona alla propria maniera. Però vedo specialmente nei giovani sindaci e anche sindache che c'è questa volontà di aiutare, di cercare di
essere vicino alle famiglie. Certo che le risorse sono sempre più risicate per voi, siete in prima linea, bella sta storia qua, bene? Svegliatevi a casa, svegliatevi, sveglia Veneti. Prego, sindaca. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Sì, ha detto bene, le risorse sono sicuramente limitate, però condivido il pensiero della dottoressa, cioè effettivamente c'è un fenomeno crescente di giovani che non si riesce a raggiungere in nessuna modalità, un po' perché non vogliono partecipare alle attività, un po' perché non si riesce effettivamente a trovare qualcosa che possa interessare. Noi facciamo tante manifestazioni, facciamo tanti eventi, ma credo che funzionerebbe solo se chiamassimo quei cantanti che tra l'altro io non sopporto, non mi ricordo come si chiamano, i trapper, forse non lo so, Sì, forse sì. quelli lì e basta, attirano l'interesse dei giovani e tra l'altro c'è anche da porsi una domanda, perché se ascoltiamo quei testi si parla di violenza, si parla di sesso semplice, senza impegno, un sacco di parolacce, quindi, e questo è quello che interessa ai giovani. Io ho un figlio di 14 anni, oltre a uno di 8, e devo dire sono molto preoccupata perché comunque nonostante ci sia dialogo a casa, dove comunque si cerca un coinvolgimento, un po' per l'età l'abbiamo passata tutti, ma oggi è molto difficile gestire i giovani e anche se noi pensiamo come amministratori a fare un centro di aggregazione, temo che verrebbero solo quei giovani che di fatto non hanno bisogno dei centri di aggregazione, nel senso che, per carità, tutti quanti hanno bisogno di incontrarsi, ma quei giovani, quelli che hanno voglia di incontrarsi, lo fanno già abitualmente in biblioteca piuttosto che in altri posti, nei parchetti, cioè, insomma trovano un modo per incontrarsi. Quelli che invece tendono ad isolarsi, ad avere determinati comportamenti, quelli non si riesce ad attrarli. Quindi lì forse bisognerebbe fare un ragionamento su cosa si può fare per cercare di attirare la loro attenzione e che sia un'attenzione positiva. Si assiste spesso a proprio fenomeni di bullismo, ma anche di una cattiveria impressionante. Noi da anni facciamo un progetto alle medie contro il bullismo che ha prodotto dei buoni risultati. Insomma, noi non abbiamo scuole superiori a Musile, ma abbiamo delle scuole medie e nelle nostre scuole medie non si sono mai verificati episodi di questo genere. Siamo intervenuti, ormai sono 10 anni che facciamo questi progetti. Però veramente si fa fatica a raggiungere i giovani, quindi anche il colloquio con degli esperti può essere utile per darci le indicazioni. Noi siamo sindaci che proveniamo da diverse esperienze di vita, io ad esempio sono commercialista, è chiaro che non ho le competenze per capire dove si può agire per cercare di risolvere questo problema e non credo, ripeto, che sia sufficiente creare un posto dove loro possano incontrarsi. Perché molto poi... chiara, sindaco, molto chiara. C'è una telefonata, se no cade la linea. Rinaldo, veloce, vai Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo siamo lì a parlare sempre dei soliti problemi. Va bene, e perché dicevo gli altri? Se no, nessuno non sa mai niente di tutti questi problemi. È una politica che è da intervenire e da mettere i soldi dove chi serve per sanare questi problemi che ne qua. Perché non è vero i fiori, i sessori, i fiori anche ammazza gente che è Rio, che pensa a fare ori. Ma i fiori bisogna educarli, fargli vedere robe belle, robe che appassionarli allo sport, all'arte, a quello che gli piace, anche a cantare. Una volta vedere più robe per i fiori e non avevamo niente. Però non eravamo in campo, se facevamo un carrello con un tocco di legno, con 2-3 rodee, erano più attratti dalle robe che nasceva bene, no? Perché venendo via dalla guerra che non avevamo neanche a mangiare. Però siamo nati dritti, vedere a caire quindi, i fiori non delinquenti, i fiori storti, ma però vedere i minorenni una volta, ai fondamentali incurabili, ai sai, vedere i minorenni. E gli mandava ai fiori in peso, no? Gli faceva sia 7 mesi, 8 anni, e veniva ancora e si rissava anche a quelli. Perché non bisogna anche stargli in massa addosso, questo non ti puoi, quello non ti puoi, se no i genitori cosa ti dà bisogno a risolvere tutti i problemi.
a 14 anni, 13 anni, prima che si risolvano i problemi e che dà in testa di dire aspetta che vado a lavorare o fare qualcosa, ci apparto soldini, mi compro la bicicletta, mi compro le scarpe. Questo non va perché basta che verga la bocca, non tutti quanti, tac, che va. Invece no, bisogna essere di morali, chi impara, chi sbaglia, e sbagliando impara, perché anche se fa qualcosa di male, qui vai in letto, non dormi più sicuri, vai a paura di quello che ha fatto. Non ne voglio neanche dormire tanti. Grazie Rinaldo, molto chiaro, devo andare avanti perché devo farvi vedere anche dei video molto importanti che ci ha mandato la dottoressa Posal, che ringrazio tantissimo. Allora andiamo a vedere il primo video che ha mandato proprio per parlare di hikikomori. Andiamo a vedere. Era il 2012, io studiavo psicologia alla Bicocca di Milano e come molti universitari avevo finito per invertire il mio ritmo sonno-veglia, stavo spesso sveglio la notte, sprecavo tanto tempo a guardare serie TV, a giocare ai videogiochi e in generale a lottare con i miei pensieri. Facevo davvero fatica a concentrarmi e mi ricordo che camminavo per ore avanti e indietro per la stanza nel tentativo di riuscire a trovare la concentrazione adatta per studiare. E fu proprio in quel periodo che successe qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita. Vidi un anime, un cartone animato giapponese, che aveva protagonista un ragazzo di nome Sato, che dopo essersi trasferito dal suo paese di provincia nella grande Tokyo per studiare, aveva cominciato a sviluppare una grandissima paura, una fobia nei confronti delle persone, dello sguardo delle persone, dei giudizi degli altri. E questa paura ossessiva lo aveva portato piano piano a chiudersi sempre di più, finché non ha finito a vivere mesi e anni all'interno del proprio monolocale da solo, senza più uscire. Fu la prima volta che sentii la parola hikikomori, una parola appunto che tradotta in italiano significa isolarsi, e mi folgorò perché io ai tempi ero un ragazzo molto timido, avevo anche avuto difficoltà relazionali importanti, avevo subito bullismo e in qualche modo anch'io come gli hikikomori sentivo quest'ansia da prestazione sociale, questo bisogno di performare quando si è con gli altri. Quindi da un lato rimasi scioccato dallo scoprire che milioni di miei coetanei nel mondo avevano scelto volontariamente di passare tutta la propria vita da soli, chiusi in casa. Ma dall'altro in qualche modo potevo comprenderli, potevo capire qual era il disagio che li aveva portati a questa scelta terribile. Così decisi di provare a studiare, ad approfondire perché mi interessava e quindi chiese alla mia professoressa di psicologia sociale se potevo scrivere la tesi di laurea sull'argomento. Lei non conosceva il fenomeno ma mi diede fiducia e così io passai i successivi mesi a leggere tutta la letteratura che c'era all'epoca, era soprattutto in inglese e in giapponese, in italiano non c'era quasi nulla, e scrissi la tesi. Ma anche lì non ero soddisfatto perché dopo aver concluso la tesi mi sembrava che tutto quello che avevo capito sarebbe morto con me, insomma avevo l'esigenza di comunicare, di parlare di questo tema. E così decisi proprio una notte, mi ricordo erano le 3 di notte di un giorno di febbraio nel 2013, decisi di aprire un blog. Non avevo mai fino a quel momento fatto nulla online, non avevo mai ancora fatto un video, ma volevo appunto parlare di questo fenomeno e vedere quanto fosse diffuso anche in Italia, perché se ne parlava sempre come un fenomeno giapponese, no? Legato alla cultura giapponese, ma io ero convinto anche per appunto affinità personali che quel fenomeno fosse molto diffuso anche in Italia. Ed effettivamente nei mesi successivi all'apertura del blog cominciarono a contattarmi dei ragazzi che vivevano in una situazione di isolamento totale. Allora, intanto la ringrazio dottoressa per questi video, guardateli bene a casa, ma soprattutto non sentite, ascoltate bene quello che vi racconterà questo ragazzo, questo uomo, questo laureato Marco Crepaldi, perché fa capire molte cose, tantissime cose. Pensate quanti ragazzi alla sera, voi pensate, sono a letto tranquilli e invece la loro mente chissà dove vaga. Dottoressa, ecco quanta fragilità c'è in queste parole, ma quanta anche dolcezza, quanto cercare anche di capire
cosa stava succedendo all'interno della mia testa, del mio cervello, cosa mi succede, voglio capire. Avete capito? Loro vogliono anche capire, ma chi è che spiega? È stato fortunato perché ha trovato questa docente che gli ha dato fiducia, lo dice lui, e se non trovava questa docente? Prego, dottoressa. Sì, Marco Capaldi è il fondatore di Chicomore Italia ed è responsabile dell'area psicologi. Chicomore Italia è anche l'area genitori. È un'associazione innovativa proprio perché fa collaborare i tecnici, diciamo, gli psicologi e psicoterapeuti con i genitori. E lui ha avuto questa grande spinta, diciamo, interna di partire da una sua difficoltà, da una sua situazione e da lì fare una ricerca, portare avanti, creare questo blog, in realtà entrare in un mondo che era un po' più profondo rispetto a quello che stava vivendo lui, che comunque andava all'università, aveva comunque una vita sociale, e si è spalancato effettivamente un mondo. In Italia ci sono tantissimi ragazzi in realtà ritirati, ci sono diverse stime, diversi numeri, ma in realtà sono sottostimati proprio perché è difficile, come diceva la sindaca prima, arrivare a capire, a contattare. Diciamo che già solo per i NEET, che dicevamo prima, è il gruppo più ampio dove i ragazzi non sono impiegati né nel lavoro né nella formazione, e abbiamo il primato europeo dei maschi tra i 15 e i 29 anni, e l'Istat nel 2020 ha raccolto i dati di maschi e femmine tra i 15 e i 34 anni. Si parla del 25,1% dei giovani, cioè 1 ogni 4, 3 milioni di ragazzi italiani, quindi è un numero enorme. E per tornare a quanto abbiamo detto all'inizio, sono ragazzi che non fanno rumore, spariscono e si fa fatica a rendersene conto. Spesso si entra in un loop anche con le famiglie, è facile giudicare, dire ma basta che lo fai uscire, o lavora o studia, senza comprendere il dramma che invece il ragazzo sta vivendo. Infatti Chicomore Italia ha stilato delle buone prassi proprio per entrare nella giusta relazione con il ragazzo, perché se subisce un ulteriore carico e richiesta prestazionale, il ragazzo va ancora più in crisi e si innescono delle dinamiche a volte anche molto difficili e dolorose. E ogni ragazzo chiaramente ha la sua realtà e funziona in un modo particolare. Quello che noi consigliamo è sempre il più possibile i genitori, per esempio per gli Chicomore Italia, a trovarsi tra di loro nei gruppi AMA per aiutarsi e iniziare dei percorsi anche. Sentiamo anche come commenta la sindaca. Devo correre purtroppo, dottoressa, perché il tempo è tiranno, sarebbe una trasmissione da fare di 3 ore, ma la faremo, continueremo a parlare perché io ci credo. Ecco, ci credo anche nella comunicazione, che a casa riescano a capire, ecco, che ci sono dei problemi che tutti assieme, facendo comunità, forse riusciremo a risolvere. Prego, sindaca. Sì, ribadisco quello che ho detto prima, cioè ci sono dei percorsi da costruire per cercare di arrivare a questi giovani. Dopodiché condivido anche parzialmente quello che ha detto, mi pare Rinaldo, il signor Rinaldo che ha telefonato prima, nel senso che gli strumenti a disposizione di questi giovani ci sono, è solo capire come catturare il loro interesse. Dopodiché condivido, anche se chiaramente lui l'ha detto in maniera molto semplice, condivido il fatto che a volte però bisogna anche lasciarli sbagliare. Prima l'esperienza di questo ragazzo che ha parlato prima, lui si è reso conto di un personale disagio, ma si è scontrato con questo disagio. A volte credo che anche noi genitori si tenda un po' a voler risolvere tutto, però insomma io credo che bisogna incontrare delle difficoltà per poi capire anche come uscirne. È chiaro che non tutti hanno la possibilità di farlo, ce lo spiegava bene prima la dottoressa, e quindi in questo caso bisogna arrivare, però non vorrei veramente, il disagio c'è sicuramente, ma non bisogna nemmeno poi inculcare l'idea che sia più grande di quello che in realtà è, altrimenti poi credo che dei ragazzi magari possano anche non trovare una dimensione. Ecco, io la penso un po' così, cioè quindi affrontare le cose sicuramente, cercare di arrivare magari a costruire dei percorsi alle elementari e alle medie, che sono forse gli anni, ma ripeto, poi la dottoressa lo dirà meglio di me se è così, dove magari i ragazzi sono più ricettivi
obiettivi e quindi dove si può arrivare dopo, quando arrivano alle superiori, infatti mi pare che parlasse della fascia d'età 15-29, quando arrivano in quella fascia lì ormai il più è fatto, quindi lì quindi credo che si tratti di intervenire prima e di capire come fare, anche abituandoli da piccoli a risolvere le difficoltà. Cioè io a volte mi confronto anche con le altre mamme e vedo che allora le mamme risolvono qualunque, le mamme, i papà per carità, risolvono qualunque cosa, allora i compiti si devono fare con la mamma, il bambino deve essere accompagnato, cioè non deve fare neanche 3 metri di strada da solo. Ci sono i pericoli, bisogna essere attenti, però il risolvere troppo, non mettere il ragazzino nella condizione di risolversi i problemi, poi secondo me crea problemi più grandi. Poi alla fine ogni difficoltà diventa insormontabile. Non so se la ricetta è questa, però credo che un percorso di autonomia ecco, allora sono entrata, ho avuto la possibilità di parlare con un ragazzo cinese della mia città, con il quale appunto c'è stato un confronto. Lui mi spiegava che ad esempio in Cina i bambini stanno a scuola dalle 7 della mattina alle 7 di sera perché i genitori devono lavorare e loro insomma, a parte le questioni che conosciamo, insomma, che anche lì ci sono problemi, mafia cinese o cosa, però normalmente i ragazzi cinesi sono molto bravi, sono dei ragazzi che comunque si applicano, sono dei ragazzi che non hanno grilli per la testa, la maggior parte non fuma, non si droga. Dopo ripeto, anche lì ci sono dei problemi. Non lo sa, si fanno anche il fidanzato o la fidanzata virtuale, perché adesso in Cina c'è questa moda di stare in casa e ti fai anche il fidanzato o la fidanzata virtuale, glielo dico io, perciò bisogna stare molto attenti anche con questi esempi. Sindaca, la interrompo perché sennò cade la linea, abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti. Allora, fra poco qui avremo tutto virtuale, non ci sarà più niente di reale. Allora, volevo intervenire sul fatto che ho visto in televisione è stata intervistata una preside di un liceo di Napoli, un liceo che funziona molto bene, e ha fatto vedere le foto di come era prima che questo preside prendesse la cattedra e dopo. Allora, prima era tutto degradato, adesso è tutto tenuto benissimo, tutti i giardini sono manicurati, tutto perfetto. E allora gli è stato chiesto alla preside come mai che questa scuola funziona così bene. E allora lei ha detto perché tutti quelli che lavorano in questa scuola lavorano, fanno il loro dovere. Non c'è nient'altro, ha detto. Io sono qui e pretendo che chi viene a lavorare qui faccia il loro lavoro. Per i ragazzi che non vanno a scuola, li va a prendere lei a casa. Ha detto che per lei la cosa più importante per un ragazzo che non voleva andare a scuola era quello di attenzionarlo, di farlo capire che deve tornare a scuola. Volevo parlare sull'inquinamento di Milano, adesso che un giornale svizzero ha detto che Milano è inquinata, ma non l'abbiamo sempre saputo. Allora cos'è che inquina? Gli allevamenti agricoli, gli allevamenti degli agricoltori. Nessuno ha parlato dei termovalorizzatori. In Lombardia ci sono 13 valorizzatori. La maggior parte dei termovalorizzatori che ci sono in Italia sono tutti in pianura padana, dove non ci dovrebbero essere. Però nessun giornalista, nessuno ha detto qualcosa. Sai perché, Mirella? Perché si andrebbe a trovare dove va a finire l'immondizia di Roma. L'immondizia di Roma va a finire in Lombardia. Ti sembra giusto? Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, grazie Leone. Allora andiamo a vedere la seconda parte di Marco Crepaldi in Crico Mori. Andiamo a sentire. I genitori erano disperati, sembravano ancora più disperati dei figli stessi e volevano aiuto. Ma io allora non ero ancora uno psicologo e comunque non avrei potuto far fronte a quell'urgenza da solo. E quindi decisi ancora una volta di creare uno spazio online dedicato ai genitori dove coinvogliarli e dove loro potevano incominciare a relazionarsi tra di loro e a anche confrontarsi su quelli che potevano essere gli errori o insomma, gli obiettivi comuni. E proprio da quel gruppo, qualche anno successivamente, nacque l'Associazione Nazionale,
Chi sono gli hikikomori? Sono spesso ragazzi giovani, dai 15 ai 25 anni, ragazzi che appunto abbandonano la scuola, il lavoro, gli amici e cominciano a scappare da tutti gli occhi che sono fonti di giudizio, di pressione per loro, che gli ricordano che sono diversi, che in qualche modo differiscono dal modello vincente della società. Quindi sono di solito ragazzi più timidi, più fragili, più inibiti socialmente, che non riescono a legare con gli altri in classe, che subiscono bullismo, che vengono isolati e sviluppano in loro questa forte repulsione nei confronti della società. Cominciano a vedere la società e le relazioni umane come qualcosa di profondamente negativo, come qualcosa da rifiutare. Si convincono che la loro vita sia vivere da soli, che stiano meglio da soli e che appunto siano destinati a questa condizione. Il problema è che se inizialmente questo isolamento può essere effettivamente anche uno sgravio di pressione, con il tempo diventa una trappola. Perché più l'ikikomori rimane isolato e più faticherà a uscirne, più rimarrà in una condizione di incapacità di reagire a questo isolamento. Infatti il problema dell'ikikomori è che non è quasi mai una fase della vita, quasi mai si risolve spontaneamente da solo, anzi spesso tende a cronicizzarsi e a diventare sempre più estremo, con la possibilità di rimanere in questa condizione anche per tutta la vita. Non sono rari i casi, soprattutto in Giappone ma anche in Italia, di isolati da 20, 30, 40 anni, che ormai sono finiti in questo limbo e non sanno più come tornare indietro. Allora, dottoressa Postagli, è vero però che io ho notato una cosa, mi dica se ho torto, io sono stata contattata da delle mamme, no papà, delle mamme, proprio per vedere se io riuscivo ad aiutarli in questo. Questo ragazzo che si era chiuso, non usciva più, non voleva vedere nessuno, era nella sua stanza, mangiava, perciò diventava anche sempre più obeso e non ascoltava nessuno. Io mi sono rifiutata, dottoressa, perché non sono competente per fare questo, è una situazione molto delicata, va seguita da persone esperte, come ha detto lei, però quello che ho notato di queste mamme, la fragilità di queste mamme. Bellissime mamme che tutte vorrebbero di una bontà unica, ma di una fragilità unica. Può incidere anche questo di avere dei genitori fragili, dottoressa? Allora, ogni situazione chiaramente va considerata. Esistono anche diversi tipi di ritiri sociali, anche di hikikomori ci sono primari e secondari, cioè ci sono dei ragazzi che diciamo funzionano da tutti i punti di vista sociali, ma decidono che la società non gli piace e si ritirano. Altri invece che hanno altre dinamiche, ansia, strutture di personalità, anche a volte tratti nello spettro dell'autismo, quindi Asperger, eccetera. Quindi ci sono diversi motivi per cui i ragazzi si possono ritirare. Diciamo che tipicamente la famiglia del ragazzo ritirato è formata da un padre piuttosto assente, nei vari modi in cui può essere assente, e una madre molto presente, molto ansiosa, molto iperpresente. Non vuol dire che è sempre così e neppure che questo porta a un ritiro sociale, diciamo, hanno fatto un po' una ricerca, una statistica, e sembra che questa sia un po' la struttura. Anche questa però è una lettura che va fatta approfondendo, perché che la figura maschile sia in un momento di crisi storica è abbastanza, un punto di vista abbastanza condiviso per i vari cambiamenti che ci sono. La figura del padre effettivamente è in un momento di grande difficoltà e effettivamente la fragilità dei genitori non aiuta anche i figli a sentirsi più forti di fronte a un mondo così aggressivo, così prestazionale. Mi rifaccio a quello che ha detto la sindaca e parlava della Cina. Nei paesi d'Oriente c'è una altissima spinta alla prestazione e questi ragazzi riescono anche molto, tuttavia c'è un tasso di suicidio elevatissimo. E ripeto, non è bianco o nero,
però ragazzi molto bravi che non accettano per esempio un brutto voto, che non accettano un fallimento, che non accettano un lato diciamo più umano. È molto complesso proprio perché mentre una volta la società aveva una struttura molto più semplice, adesso è molto più complessa e di rimando i ragazzi ci mandano questo. In più, secondo me, quello che viene a mancare è proprio quello che diceva nella telefonata prima lo spettatore, può essere visto come una regola, ok? In questa scuola si fa così e c'è un'abitudine e una regola nel fare le cose ed è comunque una via. Però quello che secondo me ha fatto di importante è creare il senso di comunità. Se io metto a posto l'aiuola, ne beneficia tutta la comunità e l'aiuola è più bella per tutti. Se il bagno è pulito per me, è pulito per gli altri. È questo che forse sta cominciando a mancare, e cioè il senso di comunità, il senso che se faccio una cosa non è solo per me ma anche per gli altri, che io e gli altri siamo sulla stessa barca. Mancando questo emerge questo senso di grande prestazione, di non essere all'altezza, che non ci sia posto per me se non in modo aggressivo. Allora ci sono dei ragazzi che hanno un temperamento più spiccato e prendono quella strada, altri ragazzi che hanno un altro tipo di temperamento, che spesso sono ragazzi molto intelligenti, molto informati, ma anche molto sensibili, che non si riconoscono in questa risposta e si ritirano. Abbiamo Adriana da Crocetta, poi continuiamo. Vai Adriana. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei chiedere alla dottoressa che cos'è l'ansia, da che cosa viene provocata, nel senso che a un certo momento una persona sta male quando è ansiosa. Io sono una ansiosa al massimo. C'è qualche cura, no, cura non nel senso, bisogna liberare la mente probabilmente per certi problemi che ci possono essere, vederla sotto un'altra ottica. Vorrei che mi spiegasse perché si diventa ansiosi. Grazie. Allora Adriana ti risponderà subito dopo aver sentito, purtroppo devo correre anche la sindaca per capire cosa che la preoccupa di più in questo momento. Tanti progetti, però ho paura anche per i miei figli, l'ha detto lei sindaca, è un momento un po' difficile, questa figura maschile che si sente veramente un po' imbarazzata, diciamo, ecco, che fa fatica. Infatti ripeto, io ho solo mamme, ho sempre mamme che si espongono, sempre, comunque, tantissime. Ci saranno anche dei papà, non dico di no, però è sempre la figura femminile che cerca di aiutare anche la famiglia, anche l'uomo in certi momenti. Prego sindaca. Ma allora, quello che mi spaventa è sicuramente questo senso di impotenza che percepisco anch'io nelle mamme sul fatto di non riuscire sempre ad aiutare i propri figli. Poi mi collego a quello che diceva prima la dottoressa, c'è anche un altro fenomeno che secondo me vale la pena un attimo di indagare e di capire, no? L'aspettativa, il fatto di non essere all'altezza, ma non è che ad esempio anche questi social che propongono un modello di vita, allora io vedo spesso, ma anche persone della mia età, che si costruiscono un'immagine attraverso i social che non è quella reale, che non è l'immagine reale che hanno nella vita. E questo crea un'aspettativa, perché poi quando si fa i conti con la realtà, e questo vale anche per i giovani, no? E si capisce che in realtà non si è quel personaggio che ci si è creato, lì credo che possa scattare il disagio. Cioè, allora io non so adesso se si tratti di un, come posso chiamarlo, di narcisismo, di dell'impossibilità di essere all'altezza di quello che ci si è creati virtualmente, però anche su questo andrebbe ragionato, perché per carità abbiamo tutti il telefonino, i social possono essere utili anche per essere informati sui fatti. Io ad esempio lo utilizzo perché vedo cosa scrivono i miei cittadini, in modo tale da arrivare, a volte il cittadino invece di segnalare nell'app del comune segnala che il lampione è spento sui social, quindi insomma mi è utile anche per questo. Però mi accorgo che c'è questo tipo di situazione dove ci sono persone che si costruiscono un'immagine che non esiste,
ma prima o dopo bisogna scontrarsi con la realtà, e per un giovane credo che questo possa creare disagio. Sicuramente lo crea anche in un adulto, ma tanto più penso che lo possa creare in un ragazzo giovane. Quindi questo mi spaventa il fatto che forse a questo mondo virtuale, a questi social, a questi cosi, non siamo ancora pronti. Magari fra 3 generazioni sapremo come affrontare questo problema, adesso secondo me no, siamo tutti un po' così. Allora sentiamo anche come risponde la dottoressa, la nostra Adriana, cos'è l'ansia, come posso curarmi, si nasce ansiosi? Io penso di sì, che proprio si nasca certe volte. Prego. Allora, la struttura nostra è fatta di una struttura più animale, diciamo, e poi una struttura più che definiamo più tipica umana. La parte più animale risponde in modo immediato e poi noi ci accorgiamo. E queste sono per esempio le emozioni. Noi ci accorgiamo quando c'è un'emozione, non è che ragioniamo su un'emozione e ce la facciamo venire. E l'ansia è una risposta fisiologica determinata dal nostro sistema, che è pensata proprio per reagire alle situazioni di pericolo. Cosa succede? La reazione, come tutte le emozioni, si traduce in ormoni e neurotrasmettitori, soprattutto ormoni. Sono degli ormoni specifici come il cortisolo ematico che entra nel sangue e fa delle cose, fa fare al corpo, ci permette, all'animale permette di attaccare, scappare o far finta di essere morto. E siamo anche noi così. Il nostro problema è che noi attribuiamo significato a situazioni che vanno al di là del pericolo, diciamo, della tigre, della situazione, come l'animale apre e chiude. Noi invece continuiamo a mantenere attivo questo pericolo e questo ci stressa, ci stanca tantissimo, perché imponiamo involontariamente al nostro corpo di continuare a reagire, a stare in allerta. Studi hanno scoperto che esiste un'epigenetica anche dell'ansia, perché siccome è una questione di stimolo-risposta e diventa biochimica, io posso tramandare anche questo. Le mamme topolino che vengono isolate dalla comunità incinta generano un alto livello di cortisolo ematico e nascono dei topolini già con un alto livello di cortisolo ematico. E questo vuol dire che l'ansia è strutturale in una persona come risposta ad un determinato stimolo. Quello che si può fare è lavorare sul perché, su cosa mi genera ansia, su come gestire l'ansia e sulla riattribuzione del significato di quello che mi fa sentire in pericolo, oppure attivazione anche di una serie di strategie per gestire o per togliersi anche da certe situazioni. Finiamo, dottoressa, devo andare in pubblicità perché ho forato tantissimo, ma era importante sentire anche quello, veramente i discorsi importanti stiamo facendo questa mattina, e a casa capisco che stanno ascoltando. Andiamo in pubblicità. È un problema veramente gigantesco che quando mi trovo a parlare spesso in giro per l'Italia, insomma, le persone vedo che sono preoccupate, ed effettivamente è qualcosa che sono sicuro nei prossimi anni si parlerà sempre di più, perché è un problema sommerso, incredibilmente diffuso. Probabilmente in Italia ci saranno già centinaia di migliaia di casi, però allo stesso tempo non se ne parla. Perché? Perché rimane sotto traccia, perché si fa fatica a vedere. Oltre a portarvi il problema, a cercare di trasmettervi un po' l'urgenza che vivo io sentendo queste storie e vedendo migliaia di famiglie che hanno questo problema, vorrei darvi anche un po' di speranza, raccontandovi una storia che ha avuto quantomeno un aspetto positivo che mi ha colpito. È la storia di Davide, un ragazzo che a 12 anni si trasferisce dal suo paese nel nord Italia, dove è nato, in un paese del centro Italia, e lì fa fatica enormemente a legare con gli altri. Non riesce a legare in classe, è un ragazzo chiuso, introverso, decide di abbandonare la scuola. I genitori provano con le buone e con le cattive a convincerlo, ma non ne vuole sapere, e a un certo punto sopraggiunge l'impotenza e accettano questa sua condizione, ovviamente sempre cercando soluzioni ma non trovandone. Io Davide lo conosco quando entra nella chat di cui vi ho parlato prima, e appunto lì mi racconta che lui dai 12 ai 19 anni non è mai uscito di casa, a parte rarissime eccezioni,
Per esempio quando si è innamorato di una ragazza online e la forza di questo sentimento lo ha spinto addirittura a trovare il coraggio di uscire e di incontrarla. Però per esempio Davide non concepisce l'amicizia. Lui dice che è un sentimento che non comprende e che non ha mai provato in tutta la sua vita. Ha una passione però che nonostante tutto, nonostante anche l'apatia che questa condizione sicuramente comporta, riesce a mantenere nel tempo, ed è la passione per il disegno. Non è mai riuscito a concretizzarla in un lavoro, però l'ha sempre mantenuta. E quando io vedo i suoi disegni, mi viene un'idea. Gli propongo di realizzare delle vignette per i siti per gli articoli del sito. Quindi io scrivo un articolo sul tema dell'ikikomori, su uno specifico segmento di questo tema, e lui realizza una vignetta che sia inerente. E facendo questo lavoro viene notato da una giornalista che gli propone di fare una mostra in un locale a Milano. Lui, ripeto, non usciva da 7 anni, quindi contro ogni pronostico, contro ogni idea, accetta di uscire di casa, di andare a Milano, e io l'ho visto in quel locale, mentre le persone gli chiedevano dei suoi disegni, gli facevano i complimenti. L'ho visto, era sicuramente una persona a disagio, che non aveva dimestichezza con quell'ambiente, però era felice e riusciva a stare con gli altri. Allora, dottoressa Postal, era felice e riusciva a stare con gli altri. Non c'è la dottoressa? Vediamo se riesce a collegarsi, se no andiamo dalla sindaca. C'è dottoressa? Mi sentite? Sì, la sento ma non la vedo, però la sento, va bene lo stesso. Allora, questo ragazzo però che vive un'emozione quando si innamora, quando ha questo cuore che palpita per una donna, questo disegno che lo aiuta a uscire ed è felice. Alla fine la parola felice, ma è difficile però emozionare. Io lo dico sempre, dobbiamo emozionarli questi ragazzi, perché se non li emozioniamo, come facciamo a emozionarli, dottoressa, con gli esempi che hanno quando escono di casa quasi sempre? Io ho sentito prima che la sindaca, facciamo tanti progetti, ma sono i progetti che vogliono i ragazzi, sono intrigati in questi progetti. Cosa dice dottoressa Postal? Poi sentiamo anche la sindaca. Sì, allora posso rispondere sia come professionista che anche come esperienza che ho avuto nelle scuole. E per appassionare un ragazzo bisogna lasciare al ragazzo lo spazio per esserci lui così com'è. I ragazzi che non si sentono visti, non sentono di avere uno spazio di espressione, si ritirano o entrano in lotta. E ho visto anche ragazzi molto difficili che nel momento in cui ci si ferma e si lascia uno spazio, si è veramente interessati a quello che hanno da dire, a volte hanno da dire delle cose veramente molto interessanti. La complessità sta nel numero, che sono sempre di più le situazioni complesse, e anche nella complessità delle strutture, per esempio della scuola, che con una classe di 25 studenti, alunni, insomma, è difficile gestire l'individualità di ciascuno. Eppure io ho visto questo, che quando viene data la possibilità anche alle elementari, ai bambini, di potersi esprimere, poter fare domande, e come si diceva prima, anche poter sbagliare, già nasce si mettono in un modo diverso. Sentiamo anche la sindaca, devo correre purtroppo, ma avete capito perché l'ora è già volata. Prego, sindaca. Sì, condivido, cioè io sono convinta che quello che noi possiamo fare è agire con i ragazzini più piccoli. Quando arrivano, come ho detto prima, ai 14 anni forse è già tardi, allora lì necessitano di un coinvolgimento di tipo diverso che forse noi come amministrazioni facciamo un po' più fatica. Là ci vogliono dei progetti coordinati con degli esperti che possano effettivamente raggiungere questi disagi e risolverli. Però con i piccoli, secondo me, abituandoli ad avere una mentalità
di un certo tipo, coinvolgendoli in varie attività, cercando anche di appassionarli da piccoli a qualcosa. Oggi i genitori non hanno tempo di portare i ragazzini a fare attività fisica piuttosto che pomeridiana, dico, piuttosto che attività artistica, che può essere uno strumento musicale piuttosto che un'attività teatrale. Ecco, su questo forse le amministrazioni possono essere utili per cercare di dare una passione. Credo che quello che possa poi convincere questi ragazzi a non lasciarsi andare sia proprio trovare la passione in qualcosa, e la passione, a mio avviso, si deve trovare da piccolini, dai 6 anni in su. Noi per esempio abbiamo un progetto che prevede l'erogazione di un contributo annuale a tutti quelli che fanno un'attività artistica o sportiva dai 6 ai 10 anni. Il primo anno, 6 anni, è quello della città metropolitana, dai 7 a 10 è il nostro progetto. Sono sostanzialmente 400 euro in 4 anni. Non sono cifre esorbitanti, però possono essere un aiuto per comprare un paio di scarpe piuttosto che un'attrezzatura per uno strumento, piuttosto che insomma un qualcosa per fare ginnastica, sì, per fare dello sport. Quindi insomma si cerca di coinvolgerli. Credo che questo possiamo fare noi come amministratori, e poi ci saranno dei progetti dedicati dove appunto interverranno persone con delle competenze diverse per i ragazzi più grandi. Allora io saluto anche il dottor Stefano Martellossi, primario pediatra all'ospedale Canfoncello di Treviso, che farà la seconda parte con noi, ma so che è arrivato, che forse ci sta anche ascoltando, perché è molto importante continuare a parlare con questi esperti di questo problema, che è un grave problema. Se ne parla troppo poco, a mio avviso, molto poco. Dovremmo parlarne molto di più, anche confrontarci con questi ragazzi, farli parlare, sentire cosa c'è che non va, come potremmo aiutarli, come potremmo intrigarli, emozionarli. Cosa dice dottoressa Postal? Sì, penso che adesso stiamo provando, vorremmo iniziare il prossimo anno a chiedere anche ai ragazzi di dirci come aiutarli, perché i salti generazionali sono sempre più veloci e a volte noi ragioniamo con la nostra testa. Ma non è, dottoressa, che sentiamo parlare sempre i soliti noti e loro pochi. Mi hanno invitato su 2 scuole a Treviso e mi sono anche arrabbiata. Su una volta erano sempre i soliti noti che parlavano. Scusate, ma i ragazzi, tanto è vero che l'ultima che ha parlato, una ragazza, ha detto ai docenti: ascoltateci, perché ognuno di noi ha qualcosa da dirvi. Pensate cosa ha detto questa ragazza. Sono stata l'unica ad applaudirla, ad abbracciarla, non sono stata vista bene dalla docente, perché ho detto bravo, questa la dice lunga. Prego, dottoressa. Come dicevo, questo lascia uno spazio a loro per potersi esprimere, li toglie dalla frustrazione che qualsiasi cosa loro dicano o facciano non vengono visti e non hanno opportunità. Non è facile e non sempre funziona, però credo che sia importante adesso iniziare a chiedere anche a loro come aiutarli, di cosa hanno bisogno. Poi chiaramente la risposta dell'adulto è sempre quella dell'adulto, però a volte questi salti generazionali ci impediscono di capire e di vedere tante cose e stare anche in questi enormi cambiamenti che stanno avvenendo a una velocità molto elevata. Abbiamo anche l'ultimo video che ha mandato la dottoressa Postal, CANI, sindrome Hikikomori. Andiamo a vedere. L'isolamento per l'essere umano crea tantissimi disagi. Possiamo parlare degli anziani, dell'isolamento eccessivo, dei declini, piuttosto che delle violenze domestiche che si sono acuite in questo periodo, piuttosto che gli adolescenti che molto hanno sofferto questo isolamento e in alcuni casi lo hanno addirittura prorogato come una sorta di hikikomori, questa sindrome proprio di ritiro sociale. Ed è proprio questo l'aspetto che più preoccupa gli stessi specialisti, che negli ultimi tempi hanno visto un aumento tra i più giovani di casi di hikikomori, una sindrome cresciuta negli ultimi anni e che ha subito un significativo incremento durante i lockdown. Molti adolescenti, io vedo, hanno addirittura prorogato il tempo di questo ritiro sociale chiudendosi proprio nelle loro stanze e quindi cominciando tutta quella sintomatologia e comportamenti che sono tipici, quindi il vivere nella camera, mangiare nella camera, aver timore della propria immagine corporea, aver timore di incrociare, di incontrare altri ragazzi, un alibi, sì, una sorta di tasto di pausa alla propria vita che però ovviamente tampona ma non risolve.
Importante nell'aiutare i ragazzi ad uscire da questa condizione il comportamento dei genitori a partire dal dialogo. Provare ad iniziare a parlare di questo comportamento tentando di non essere accusatori con loro, perché in fondo è un segnale di sofferenza. Allora, questo era un nostro servizio, la quarta parte con Marco Crepaldi la vedremo col dottor Martellossi, col primario, la commenteremo. Allora, dottoressa, come ci saluta? Dottoressa Postale, grazie anche per i video che mi ha mandato, prego. No, io vi ringrazio perché credo che una delle cose più importanti in questa fase è fare formazione e informazione, cioè far sentire le persone che ci sono nuove situazioni, che non si è soli, che ci sono diversi modi per poter rispondere, per poter essere sostenuti e che quindi ci si può a volte accorgere attraverso anche un video e che comunque ci sono diverse persone che possono anche aiutare, ecco, perché a volte sentirsi soli in certe situazioni diventa molto difficile, molto doloroso. Grazie alla dottoressa Ilaria Postal, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice Hikikomori Italia. Pensate, questo numero che ha detto di ragazzi che si stanno isolando veramente è sconvolgente, ma non siamo solo noi, è il mondo che gira così. Avete sentito anche in Cina cosa sta succedendo, i numeri anche di suicidi, è veramente spaventoso. Grazie dottoressa, sentiamo come ci saluta anche Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, secondo mandato Lega. Grazie Mirella a voi per questo invito, abbiamo parlato di cose interessanti, sono sempre spunti che ci invitano a riflettere e soprattutto anche a indirizzare la nostra attività di amministratori cercando di pensare un po' a tutti i problemi. Oggi un sindaco ha veramente tante questioni da affrontare perché insomma oggi abbiamo parlato di giovani, però poi abbiamo anche gli anziani che si isolano e che hanno bisogno di trovare qualcuno che li ascolti. Quindi, però intanto oggi abbiamo parlato di giovani, per me è stato molto interessante, vi ringrazio molto. E come però sempre, le faccio l'ultima domanda, sindaca, gliela devo proprio fare perché sono rimasta allibita. Dell'emendamento che ha presentato il BOF della Lega, naturalmente, per fare i falò dopo la Befana anche in caso di inquinamento, dove abbiamo dei numeri spaventosi come Pianura Padana. Lo so che sta tirando, ma la devo fare questa domanda perché non è facile neppure rispondere, però lei capisce, io l'ho detto ieri mattina, se vale di più il falò o la salute pubblica con questo inquinamento che c'è. Io non riesco veramente a capirlo, come si fa a presentare un emendamento del genere. Io ho i ricercatori, gli esperti che vengono qua, sindaco, e sono preoccupatissimi. Noi non ci rendiamo neppure conto cosa stiamo respirando e si continua a rilanciare. Ci sarà anche la tradizione, ma la salute verrebbe, a mio avviso, verrebbe molto prima. Cosa dice il sindaco? Lo approva? Ma allora guardi, anch'io sono una sostenitrice delle tradizioni, però avrei preferito continuare a decidere rispetto alla possibilità o meno di concedere i falò. In questa maniera vuol dire che io non ho più la possibilità di valutare insieme ad ARPAV la qualità dell'aria e decidere se i falò devono essere fatti o se invece magari ne possiamo fare uno piccolino per mantenere la tradizione e si eliminano tutti gli altri. In questa maniera, quindi, con questo emendamento ciascuno è autorizzato a fare a prescindere e io non sento di essere d'accordo su questa cosa qua. Credo che debba essere lasciata l'autonomia del sindaco insieme con gli organi preposti, in questo caso ARPAV, la decisione in merito al fatto di fare o non fare i falò. Quindi in tutte le cose ci vuole buon senso e si rispetta la tradizione se ci sono le condizioni per rispettare la tradizione, altrimenti ci saranno altri modi per farlo, insomma. Avete capito che ha usato il buon senso la sindaca, immaginavo, infatti l'ho invitata, perché avrei giurato che mi avrebbe risposto così, conoscendola un po', sindaca, che non si sarebbe tirata indietro e avrebbe detto ma cosa ha fatto questo qua, cioè i voti non si prendono così, sindaca, glielo dica se lo vede, che i voti non si prendono così. Grazie, pubblicità.
saluto veramente il dottor Stefano Martellossi, primario pediatria all'ospedale Canfoncello di Treviso, come avevo annunciato nella prima parte, che è qui con noi, però per vedere anche i lati positivi della pediatria, perché da quello che si legge, anestesia, pediatria, pronto soccorso, sono i reparti più scoperti a Treviso, ma lo sappiamo, ne parliamo tutte le mattine. Questa mattina invece, dopo aver parlato di hikikomori, ma ne parleremo anche dopo, però la positività, cosa sta facendo la pediatria a Treviso, grazie anche al dottor Stefano Martellossi. Prego dottore, buongiorno, grazie. Buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori. Sì. Sì, partiamo dalle cose positive. Sappiamo, il dottor Benazzi l'ha detto, ci sono delle difficoltà, le difficoltà sono principalmente quella della carenza di personale medico e anche infermieristico. Noi come pediatria, anzi qui ringrazio intanto pubblicamente tutti quelli che lavorano all'interno del reparto di pediatria di Treviso, ma anche le pediatrie, quelle che si chiamano le pediatrie SPOC, Conegliano, Derzo, Montebelluna, con le quali noi cerchiamo di collaborare. Allora, io parto da una considerazione. Il lavoro che oggi dobbiamo cercare di fare come pediatrie, anche perché la pediatria come specialità può permetterselo più facilmente di altre specialità, ci conosciamo, collaboriamo assieme con i pediatri, con i direttori delle altre pediatrie, è quello di cercare di lavorare sempre di più in rete, che è fondamentale. Che è fondamentale, di condividere gli obiettivi assistenziali assieme, di cercare di condividere anche l'organizzazione del personale ove possibile, questo forse è la difficoltà maggiore che abbiamo, e cercare di fare delle progettualità anche a medio e lungo termine. Io credo che uno dei motivi principali, ce ne sono anche altri, della difficoltà oggi a reperire giovani pediatri che vogliono investire all'interno degli ospedali non sia solo il problema contrattuale, economico, che pure ha il suo peso, del quale insomma in questo momento non credo sia utile che io ne parli, ma che ci sia anche la necessità di avere una progettualità per il futuro. Cioè io vengo a lavorare con una progettualità a medio e lungo termine dove mi sento realizzato professionalmente e anche dove posso trovare lo spazio per fare bene il mio lavoro. E fare bene il nostro lavoro significa curare al meglio i nostri bambini, che sono sempre di meno, nascono sempre di meno, quindi inevitabilmente nei prossimi anni ci dovrà essere un pensiero su una riorganizzazione di quella che è la rete pediatrica ospedaliera, perché i numeri, l'epidemiologia ci dice così, i bambini sono sempre di meno, ma anche perché le problematiche che noi oggi abbiamo da affrontare per quanto riguarda le malattie pediatriche sono cambiate. Da una parte abbiamo sempre la necessità di mantenere un alto livello professionale per tutto quello che riguarda l'emergenza urgenza, cioè avere un pronto soccorso che funziona bene, avere un reparto che funziona bene, per l'acuzie, che ancora è una parte importante dell'attività pediatrica, ma oggi abbiamo sempre di più a che fare con patologie croniche, malattie che una volta, diciamo, purtroppo avevano un'altissima mortalità, oggi sono bambini che sopravvivono anche a lungo, e questi sono bambini che sono sempre di più, sono bambini complessi, sono bambini e famiglie che necessitano non solo di un'assistenza, di un'ottima assistenza medica dal punto di vista tecnologico professionale, ma prevedono anche un'assistenza integrata e con il territorio e sulle decisioni terapeutiche. Quindi noi come pediatria da una parte dobbiamo mantenere sempre ed aumentare i nostri skills per quanto riguarda l'emergenza-urgenza e dall'altro specializzarsi sempre di più per poter affrontare al meglio le nuove malattie e le nuove problematiche cui ci troviamo di fronte. E anche il confronto con le famiglie, non è facile con questi genitori sempre riuscire a far capire. Certo. Da una parte abbiamo i genitori impauriti del bambino con la febbre, dall'altro abbiamo le famiglie gravate da grossi impegni assistenziali per bambini con cronicità. Questi sono pochi percentualmente, ma sono molti dal punto di vista assistenziale. Queste sono famiglie che hanno bisogno. Capito. Quindi oltre alla professionalità ci vuole anche quella umanizzazione delle cure che noi come pediatri
dobbiamo avere come obiettivo. Umanizzazione delle cure significa non solo creare ambienti idonei alla permanenza del bambino in ospedale, ma significa anche offrire quell'assistenza psicologica domiciliare che è fondamentale. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io vorrei riallacciarmi al discorso dell'inquinamento atmosferico. Sì. Io ho provato prima a contattare, ma era impossibile intervenire, va bene. Allora, io volevo dire una cosa Mirella, semplicissima. Allora, praticamente io mi ricordo che anni fa utilizzavamo la benzina rossa, non so se ve la ricordate, la benzina normale. Quella era, credo, una cosa che adesso hanno scoperto dopo tanti anni, i sapientoni, no? Hanno scoperto che la benzina rossa inquinava 3 volte meno di quella verde, ok? Benissimo, perché è venuto fuori anche questo adesso da qualche anno a questa parte. Benissimo, allora che cosa è successo? Allora, prima tutti quanti si andava bene, la benzina eccetera eccetera, poi i sapientoni che cosa hanno fatto? Hanno rovinato il mercato, perché anche questa è una cosa che dobbiamo anche dire, giusto no? Per le cose, per le fonti rinnovabili, ok? Quando rinnovabile non è, ok? Perché questo qua dobbiamo saperla, dobbiamo capire la cosa. Poi per quanto riguarda l'inquinamento Mirella c'è sempre stato, anche nei tempi, seppur in meno. Prendiamo per esempio le ciminiere di Marghera, quelle che cosa inquinano? Quindi inquinano 3 volte una città, non è la stufa di una famiglia o di che ne so, una caldaia eccetera, e anche i falò li abbiamo sempre fatti, quelli non è che sono inquinanti perché bruciano erbacce, è erba, è biologica, ok? Ecco, ma se sappiamo questo forse ci dobbiamo mettere in testa che ormai, credo, il mio punto di vista, lo sanno questi parrucconi europei, lo sanno, ma ci vogliono rovinare con le nuove ideologie per il green. Allora io ripeto, torno a parlare del green. Una famiglia mono ce la fa a sistemare la casa green? Punto di domanda, ce la farà, perché è un costo eccessivo, io non lo so dove andremo a parare. Va bene Mirella, ok, ti auguro una buona giornata a te, a tutti quanti i tuoi ospiti e al vostro studio. Grazie Maurizio. Io penso che se lasciassimo parlare gli addetti ai lavori sui temi così importanti e di una competenza estrema, forse riusciremo a imparare qualcosa di più e a comportarci anche in maniera diversa. Allora, dottor Martellossi, quello che vorrei anche capire, ecco, come reagisce il bambino a queste cure, come affronta, perché io vedo sempre bambini felici, allegri, che sorridono. Ecco, la malattia è una cosa diversa, che loro hanno la febbre alta eppure li vedi che vogliono giocare, eppure le vedi che c'è un qualcosa lì, che si emozionano, che sorridono. Ecco, nonostante la malattia è una cosa diversa, il bambino la vive in maniera diversa, perciò l'attenzione deve essere al massimo. Prego. Beh, certo, questo è il bello del nostro lavoro. Sì. Questo è il bello della pediatria. Io insomma faccio il pediatra e sono contento perché noi lavoriamo nel futuro, questa è la verità. Il bambino è proiettato nel futuro, il bambino è sempre positivo, anche quando si trova nelle difficoltà, che non significa che non soffra, significa che negli occhi di un bambino, nel modo di comportarsi nel bambino, vediamo sempre la voglia di vivere. Perché? Perché è proiettato nel futuro. Ed è vero, noi troviamo bambini e famiglie, sapete, in grave difficoltà, al di là della malattia acuta febbrile, e che riescono a tirare fuori una energia e una forza che io sempre mi chiedo dove venga, ma io credo che ce l'abbiamo tutti dentro, okay? Nel momento che... E viene fuori nel momento di cui c'è bisogno. Sì. Poi è vero che non basta la forza dei bambini, la forza delle famiglie, ci vuole assolutamente anche un accompagnamento delle famiglie e un aiuto alle famiglie che da sole fanno molta fatica, e questo è uno forse oggi dei temi più importanti. Noi per esempio ci stiamo sempre di più impegnando in quello che è tutto l'ambito delle cure palliative, assieme in collaborazione con l'Hospice di Padova, che adesso si sta molto, quindi esiste una rete regionale che si sta attivando.
Le cure palliative, per esempio, ha sempre una connotazione negativa nella nostra, no? Perché cure palliative significa sempre le cure che portano a un paziente che non ha cure, che sta per morire, diciamo la parola. Ma in pediatria non è proprio così. Cure palliative significa prendersi carico di quei bambini e quelle famiglie con una patologia grave, non curabile, con una sopravvivenza lunga, con alte necessità assistenziali, e prendersi cura nel loro percorso, che può essere un percorso lungo di vita, ok? E prendersene carico a 360 gradi, anche qui in rete. Quindi la tecnologia, la professionalità, ma anche capire quali sono i bisogni, centrare la cura sul bambino e sulla famiglia, collaborare con il territorio, collaborare con i centri di riferimento. Col mondo del volontariato? Il volontariato è fondamentale. Sentite? Noi in pediatria siamo fortunati. No. Qui a Treviso c'è una forte Mamma mia. Ci sono tanti volontari in pediatria, abbiamo più di 100 persone che vengono ad aiutarci a rendere, diciamo, il periodo di ricovero ospedaliero il meno traumatico possibile. Abbiamo l'oasi in pediatria, abbiamo giocare in corsia, dove oggi pomeriggio vengono a fare i giochi, le attività. C'è la scuola in ospedale. Anche la scuola in ospedale è fondamentale. La continuità, la possibilità per i bambini di continuare a frequentare la scuola anche per via telematica è importante, soprattutto per le malattie croniche. Quindi noi abbiamo una scuola in ospedale che permette di continuare a frequentare la scuola assieme alle maestre che abbiamo all'interno dell'ospedale, anche quando ci sono dei ricoveri prolungati. Dottor Martellossi, però una cosa che ho notato, sono diversi anni e che mi piace tantissimo, è che quando entri soprattutto in pediatria non ti sembra più l'ospedale. Questi colori, libri, giocattoli, di tutto e di più, questo personale, questi volontari, cioè l'ambiente anche a livello psicologico, cioè entrare nel bello, nel colore. Una volta erano tutti grigi, pazzesco. Io mi ricordo proprio grazie al dottor Gava che ha fatto un convegno con l'ospedale Bambini Gesù, che sono venuti qui a Treviso e abbiamo visto quando questo bambino andava a fare la chemio, con questo fularino in testa, che prendeva questa persona e diceva vieni che ti faccio vedere dove vado a farmi la chemio, vieni che è bellissimo, tutti gli animali, cioè questo bambino che non vive più come l'ospedale di una volta, il colore per il bambino è fondamentale. Oppure la mia Giada che quando 35 operazioni, non una, 10 anni, col nervo meningococcitico gigante, lei sa benissimo veramente di cosa parlo, che quando anche l'ultima volta è stata operata ha detto al chirurgo guarda non farmi di qua perché io devo dipingere, devo colorare, mi raccomando non sbagliare braccio, cioè vi rendete conto? 10 anni, più di 30 interventi dolorosissimi, eppure un'energia, dottor Martellossi, che io dico ma dove la trova questa energia, questa voglia di vivere, di essere presente? Ecco, forse questo grazie anche a voi, alle cure, perché noi dobbiamo dire che la ricerca, la scienza, la tecnologia ha fatto passi da gigante, però siete voi proprio la barra, quella cui Giada ha bisogno, siete voi. Io quando vedo Giada vedo voi, perché se lei ha quel sorriso è anche merito vostro, nonostante il dolore, lei non vive più l'ospedale come una tragedia, anzi ha piacere delle volte di andarci perché vuole rivedere le infermiere, i medici, cioè capite l'importanza, perché oggi ho qui il dottor Martellossi per far capire anche alle famiglie che il dolore, se è condiviso, può essere visto in maniera diversa e anche il bello ha la sua importanza, il colore. Prego, dottore. Beh certo, questa è l'umanizzazione delle cure che in pediatria è fondamentale. È fondamentale in tutte le età, ma in pediatria è fondamentale. Quindi avere un ambiente idoneo, colori, spazi, anche i modi di parlare, fa parte del percorso di cura. E poi su una cosa volevo puntualizzare, perché lei lo ha detto un po', quello che è l'attenzione alla cura dell'ansia e del dolore. Questo
oggi deve essere uno dei obiettivi maggiori della pediatria, di chi fa la pediatria. Parlavamo dei bambini con malattie croniche, ma anche dei bambini che entrano all'ospedale per una malattia acuta. Bambino che ha una leucemia verrà sottoposto a 10, 20, 30 manovre invasive nel suo percorso di Chi è cura. depresso a casa, provate a ascoltare bene quello che sta dicendo questa mattina il dottor Martellossi, così vi passa un po' l'ansia e la depressione, che state bene. E quindi fare la cura del dolore e dell'ansia del bambino e della famiglia è fondamentale. In questo noi abbiamo anche un progetto. Abbiamo investito molto sia nella formazione del personale medico-infermieristico, sull'attenzione alla cura del dolore, in maniera di ridurre il più possibile l'ansia e il dolore nel momento in cui un bambino deve fare una manovra invasiva, che va da un prelievo del sangue a una risonanza magnetica in sedazione o magari a manovre più invasive, un'artrocentesi o un midollo. Abbiamo una progettualità, grazie anche all'associazione per mio figlio Onlus, che da anni appoggia con progettualità. È stata una delle prime. Certo, grazie alla Onlus per mio figlio tante cose proprio per l'umanizzazione delle cure è stata fatta, e questa stanza dei sogni che nei prossimi mesi verrà attivata, ed è una stanza appunto con i colori, con le immagini a misura di bambino, nel quale poter sottoporre il bambino a manovre invasive in un ambiente a misura di bambino, per i colori, per le manovre di distrazione, ma anche con la tecnologia che ci permette di ridurre al minimo il discomfort. Su questo c'è stato anche, questo prevede che il personale sia preparato, sia ad affrontare, sia nella gestione del dolore che nella gestione dell'emergenza, quindi abbiamo tutte e due le situazioni dove possiamo imparare, che dobbiamo imparare. C'è un programma di formazione condiviso con la rete pediatrica, e questo è un vanto per noi della pediatria dell'US 2. Abbiamo un programma di formazione scientifica con riunioni condivise, abbiamo i programmi di simulazione assieme alle altre pediatrie, ad oggi con la pediatria di Oderzo, ma che l'obiettivo è quello poi di estenderla. La simulazione cos'è? È come fare una prova di una situazione clinica, di un'emergenza clinica. Quindi nella stanza dove si affrontano le emergenze, il personale medico, infermieristico e OS simula una situazione di emergenza in cui tutti ci si mette alla prova. È come chi deve guidare l'aereo, non è che la prima volta guida l'aereo, prima fa le prove di simulazione. Le simulazioni ha proprio quello che il gruppo, che il team che lavora assieme affronti le situazioni di emergenza, tutti, medici, infermieri, OS, in maniera poi di sentirsi pronti, preparati, sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista relazionale. Al decollo e all'atterraggio. Perfetto, al decollo. Allenarsi. Però, dottor Martellossi, quello che noto su queste squadre che avete, tanto molte figure femminili, ma molti giovani, e qui parlo di persone, perché io sono stanca di dividere uomini e donne, io vorrei parlare di persone molto attente, molto preparate. Ecco, questo lo dico a quei diversamente giovani che io chiamano ancora dottorini, che il dottor Benazzi si arrabbia da morire, perché sono dottori a tutti gli effetti, dice, e sono molto preparati. Dobbiamo dare più fiducia a queste figure, perché se la meritano, perché sono bravi, sono competenti. Sì, il primario, ma c'è la squadra, o sbaglio, dottor Martellossi? C'è soprattutto la squadra. C'è la squadra. C'è la squadra. Il primario ha il compito, il direttore ha il compito di scegliersi possibilmente dei buoni collaboratori, cercare di motivarli il più possibile. Questo è oggi forse una delle cose più difficili, perché abbiamo bisogno di progettualità, ok? Ma senza la squadra non si fa niente. A Treviso hai una squadra eccezionale, che ringrazio di nuovo, l'ho già fatto, anche nei momenti di difficoltà. Non è mai troppo, a mio avviso, dottor Martellossi. La squadra ha sempre tenuto, anzi nel 2023 abbiamo aumentato tutto quello che sono anche proprio i dati numerici delle attività, okay? Più visite di pronto soccorso, più ricoveri, più prestazioni ambulatoriali specialistiche, con le difficoltà che abbiamo del personale. Okay? Collaborazione con le altre pediatrie, su questo è forse il passaggio, diciamo, più difficile e complicato, cercare di lavorare
in rete e cercare di motivare i giovani ad andare a lavorare anche magari in pediatrie più piccole, okay? Dove fanno difficoltà a trovare magari delle motivazioni professionali, e io credo per cercare di dare delle motivazioni l'unico modo sia proprio quello di lavorare in rete, dire tu vieni a lavorare nell'US 2, nella rete pediatrica dell'US 2, cercando di potenziare quelle che sono le tue competenze, di darti una sbocco professionale in maniera da nell'obiettivo comune, che è quello di migliorare sempre le cure per il bambino e la famiglia. Però che muove anche a diventare medici, a intraprendere questa professione, è la passione. Io ho avuto dei primari, delle eccellenze che hanno detto io a 7 anni sapevo che facevo il cardiologo. Io avevo deciso e infatti ho fatto il cardiologo. Cioè questi bambini, forse, dottor Martellossi, ed è qua la domanda, che noi sottovalutiamo, che non riusciamo forse a volte a dare risposte ai loro perché questo bambino è curioso, vuole sapere, vuole conoscere. Forse se mettiamo più attenzione a questi bambini anche nelle cure, dove li affrontano in maniera più serena, di sicuro dei familiari, perché non si rendono conto di quello che hanno, meglio così naturalmente, ma soprattutto che poi arrivano a un percorso di vita molto più strutturati. Cioè il bambino che soffre da piccolo diventa ragazzino più strutturato. La povertà, io lo vedo col Banco Solidale, che questi bambini vivono, strutturalmente sono più forti, reagiscono meglio, si impegnano di più, e ve lo dico sempre anche a casa, anche negli studi. Io vado a casa a trovarli e loro sono sempre che studiano sui libri, giocano con pochissime cose, non chiedono niente. Proprio capite perché i nostri vecchi arrivano a 100 anni adesso? Perché sono strutturati, hanno talmente sofferto e patito che sono strutturati. Riusciamo a strutturare i nostri bambini con questi, non tutti, con certi genitori. Vogliamo fare un appello che questi bambini vanno ascoltati. Mi permetto una battuta, però non voglio fare anch'io il vecchio. Si stava meglio quando si stava peggio. No, vabbè, no. vabbè. Io credo che oggi quello che mette un po' in crisi la nostra società e i nostri giovani sia la mancanza di prospettive. Cioè viviamo in una società, almeno questa è anche la mia sensazione, certo, in cui non siamo così sicuri che le cose da qui in poi andranno meglio. Nella mia generazione io non avevo dubbi, ma credo la maggior parte, che le cose sarebbero andate meglio. Oggi viviamo in un mondo che sia dal punto di vista, partendo dal piccolo al grande, al mondo, abbiamo la preoccupazione che forse le cose andranno peggio. Forse la generazione che verrà sarà la prima che vivrà un po' peggio della generazione precedente. Io non avevo dubbi che avrei avuto una vita migliore di quella dei miei genitori e soprattutto dei miei nonni che avevano patito la guerra e tutto. Quindi io credo che questo sia il nostro obiettivo, è quello di dare ai giovani una prospettiva futura, di essere autorevoli come adulti, questo è importantissimo. Autoritari, autorevoli, questo che è è diverso. fondamentale. Non si può essere amici dei propri figli, bisogna fare i genitori, essere autorevoli, che non significa essere autoritari. Okay? E questa mancanza di autorevolezza un po' pervade la nostra società. Okay? La perdita di autorevolezza degli insegnanti. Ma secondo lei, dottor, è dovuta anche a una mancanza che ha la scuola di intervenire, perché più di così cosa può fare? Ma se io a scuola do anche degli esempi positivi, cerco di dare il massimo, ma questo ragazzino poi va a casa e ha dei problemi in famiglia, cioè come riesco a gestire le cose? Questo bambino che si ammala facilmente, a 10 anni hanno dei problemi psicologici terribili, cioè riusciamo a capire che non c'è più la famiglia di una volta. Io li vedo, dottor Martellossi, allora a pranzo sono tutti seduti dappertutto che mangiano chissà cosa,
a casa va pochissima gente. Alla sera la cena è conforme chi arriva a casa, manca quell'unione a mio avviso. È vero che una volta si stava peggio, non dico di no, però da un lato si stava anche meglio perché avevi un punto di riferimento, che era la casa, che erano i nonni, che erano quelle figure che ti davano, come voi in sala operatoria o quando curate, cioè ci deve essere una programmazione su quello che io ti dirò e tu farai. Allora, se io ti faccio vedere che questa programmazione c'è, forse tu reagisci, magari al momento non lo accetti, ma poi capisci che va bene. Adesso non c'è più niente. C'è il vuoto, dottor Martellossi, guardi che glielo dico io, ma c'è un vuoto che fa paura. Io sono veramente preoccupata e l'ho invitata apposta, perché dobbiamo fare tutti comunità, anche quando uno sta male, no? Non andiamo a trovarlo, quel genitore, perché è il bambino che è gravemente ammalato. Io ho le mamme che vengono qua, che dicono davanti alle telecamere: fermateci per la strada, chiedeteci di nostro figlio, di nostra figlia, anche se non c'è più, anche se è ammalata, anche se il bambino sta male, chiedeteci. Qui le ho avute, hanno avuto il coraggio di venire in trasmissione, perché non si può continuare così a chiudersi in se stessi, specialmente nella malattia. Ma certo. Prego, dottore. Certo, comincia dalla malattia, ma poi vale per tutto. Vale per tutto. Siamo in una società in cui, è vero, da una parte c'è molta solidarietà, c'è molto volontariato, sì, bene, ma dall'altra parte i nostri modelli ormai anche di famiglia, no? Sono molto cambiati, quindi si tende ad essere molto più individualisti rispetto a quelli che erano anche gli anni 60, 70, 80, no? Dagli anni 90 in poi un po' la società è cambiata, non si può tornare indietro, ormai il mondo, stiamo andando verso un mondo digitale, noi adulti, quasi anziani, ci troviamo in difficoltà perché il mondo corre molto velocemente e non riusciamo a stare dietro a tutto quella che è l'evoluzione tecnologica, quindi i ragazzini sanno più di noi, certo, su come si gestisce tutto quello che è la parte, però questo è sempre successo, ok, i miei nonni non c'era la televisione, non so se mi spiego, quindi quello che noi possiamo fare come adulti è intanto essere solidali con quelle che sono le figure di riferimento per i giovani. Parlavamo della scuola. La scuola non può sostituire la famiglia, ma la scuola però può essere un riferimento, ma deve essere un riferimento prima per le famiglie. Io posso dire, credo che un ragazzino delle superiori, per esempio, l'età un po' più critica, non ci sia bisogno che i genitori vadano a parlare con i professori. Che poi quando vanno a parlare, la maggior parte si va a parlare e si pretende che il figlio non venga educato, ma si vogliono vedere quali sono i voti. Non è solo i voti la scuola, certo, il voto è importante perché, ok, e che si cerca sempre di trovare delle scuse, dei motivi perché il ragazzo non va bene a scuola, la causa di questo, di quell'altro. La solidarietà tra insegnanti, scuole e famiglie ci deve essere e i ragazzi la cercano questa, sì, e la vogliono l'autorevolezza, perché hanno bisogno di autorevolezza. Anch'io ho una famiglia e so che col lavoro che faccio, con l'organizzazione, non si riesce più a avere quella unione che si aveva una volta, si mangia fuori, è difficile trovarsi tutti a cena, ma quando si può bisogna esserci, bisogna mettere via il cellulare quando si è a pranzo, bisognerebbe cercare di lasciare meno accesa la televisione, dedicarsi almeno un momento in cui ci si guarda in faccia e ci si parla e ci si guarda negli occhi. È difficile, io le dico e so anche che anch'io qualche volta pecco in questo, perché è complicato, ma noi dobbiamo, è il sistema, però noi come genitori dobbiamo cercare di ascoltarli di più. Poi mi lasci dire, è un mondo, siamo un mondo di vecchi, ma noi in Italia, l'Europa, nel 1964 nascevano, anno di nascita mia, 1 milione di bambini, adesso ne nascono 400.000, significa che stiamo andando, e allora le necessità della società sono quelle della maggioranza della popolazione, sono quelle delle persone adulti e anziani, e l'attenzione ai bambini e ai giovani è sempre minore. Io
provocatoriamente direi facciamoli votare a 16 anni, aumentiamo un po' la quantità di giovani che entrano e possono decidere e possono influire su quelle che sono le decisioni, perché altrimenti rischiamo che sarà sempre un mondo che andrà sempre più a occuparsi delle persone che hanno la maggioranza e sempre meno dell'età pediatrica. Quando si è giovani si è proiettati nel futuro, poi pian pianino questo fisiologicamente si perde. Assottiglia un po' alla volta. Si assottiglia per forza. Allora, un'altra cosa che volevo chiederle, dottor Martellossi, ho diversi anche pediatri che vengono in trasmissione e sono molto preoccupati, anzi mi chiamano, mi mandano anche i messaggi dicendo che devo parlare di obesità infantile, che è una cosa che preoccupa molto e che viene sottovalutata. È vero, non è vero? Cosa possiamo dire a questi genitori, a questi nonni, le famose merendine che vedo dappertutto, anch'io al banco solidale, voi non avete idea che fatica fa dargli la frutta, la verdura, purtroppo. Certo, è che la fame arriva, se vuoi mangiare, mangi quello che ti do, perché, ecco, anche se devo dire la verità, che mi arriva proprio dalla Comunità Europea, tanto di quei dolci, non so, sembra solo che abbiamo industrie di dolci, non so gli altri dove vanno a finire. Però faccio fatica, però compro, cerco grazie a questo 5 per 1000 che questa grande famiglia riesco ad avere, e ringrazierò sempre, perché allora cerco di prendere l'olio extravergine di oliva, il pesce, il tonno, il pollo, le cose che non arrivano naturalmente, per cercare di dare una borsa dignitosa. Ma perché devo dare delle cose che so già che farebbero male? Ma perché? E io cerco di fare questo e grazie anche a tutti i miei volontari, oggi il banco alimentare è aperto, però vedo la fatica di mangiare certe cose perché non sono abituati, certo. La merendina risolve il problema, dammi i biscotti, mi dicono, no, i biscotti non te li do, ma specialmente poi capire chi sono queste persone, se hanno il diabete, cioè anche qua dovremmo crescere un po' come banchi alimentari e anche come servizi sociali nell'affrontare anche quella che è l'alimentazione, anziani senza denti che devo dare gli omogenizzati, ma non voglio neanche sapere di mettersi la dentiera, anche se vuole, delle volte dico te la pago io, guarda, no, non la voglio più, non mi interessa più, la depressione poi che viene. Però ritorniamo all'obesità, dottor Martellossi. L'obesità infantile. L'obesità infantile è la malnutrizione, no? Ormai si parla di malnutrizione, noi associavamo sempre la malnutrizione a chi è magro e soffre la fame, e c'è questo problema nel mondo, ma oggi il problema paradossalmente più importante è quello dell'obesità infantile. Alimentazione e attività fisica, perché queste sono le due cose. I nostri ragazzi e i nostri bambini si muovono molto di meno di quello che si muovevamo noi. Perché si andava a scuola a piedi, perché si poteva uscire, perché si giocava all'aperto. Oggi siamo molto più chiusi in casa, quindi prima di tutto fare sport. Questo è fondamentale. I bambini già dopo i 3 anni possono cominciare, fare un'attività sportiva è essenziale. Questo sia per l'attività fisica, sia anche per quello che lo sport dà dal punto di vista della crescita, dello sviluppo, dalle regole, dalla capacità di relazionarsi con un ambiente diverso di quelli della famiglia, della scuola, quindi dà un altro modello, diciamo, di relazioni al ragazzo che ha bisogno di vedere tanti modelli, ha bisogno di vedere la famiglia, ha bisogno di vedere gli amici, ha bisogno di vedere la scuola, ha bisogno di avere lo sport. Quindi prima di tutto attività fisica, dobbiamo farli muovere. A scuola durante gli intervalli metterli all'aperto possibile, anche se piove, anche se c'è la neve, nei paesi nordici sono fuori sempre. Noi abbiamo paura che si prendano chissà quali malattie, non è così, facciamoli muovere, facciamoli correre, quindi attività sportiva teniamoli all'aperto. E l'alimentazione, allora sa che l'obesità è un problema soprattutto delle classi sociali a redditi più bassi, no? L'ho detto. Sia dal punto di vista culturale e dal punto di vista anche economico. Il momento cruciale dovrebbe essere quello dello svezzamento. Già allo svezzamento la famiglia dovrebbe
ragionare sulle proprie abitudini alimentari, quindi modificare le proprie abitudini alimentari tutta la famiglia per favorire un'alimentazione adeguata al bambino. Perché una famiglia che mangia male farà mangiare male il bambino. E le regole le sappiamo. Genitori obesi, vedi il bambino obeso. Le regole sono anche semplici: 5 pasti al giorno, fare sempre la colazione, almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, limitare l'uso di carne e insaccati, cercare di non mescolare più carboidrati durante i pasti, fare le 2 merende e cercare di eliminare i fuoripasto e muoversi almeno mezz'ora al giorno. Apparentemente tutto semplice, nella pratica molto difficile, perché questi sono modelli culturali e di comportamento non facili da applicare. Anche perché quello che noi vediamo, no? La pubblicità è quello che ci manda, insomma, le merende, le merendine, cercare di usare meno prodotti confezionati possibile, senza demonizzarli, perché nessuno farà male mangiare, ok, ma favorire il più possibile di mangiare la mattina fette biscottate con la marmellata, pane con il burro e lo zucchero, esagero come facevamo noi, meglio che non dare le merendine. Io ho avuto un grande medico. Ma chi mangia di noi 5-7? Parliamoci chiaramente. Chi mangia? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: per la salute bisogna mangiare almeno da 5 a 7 porzioni di frutta e verdura al giorno. La mangiate a casa? Sentite cosa dice il dottor Martellossi. Io non ce la faccio, sono sincero. So che dovrei farlo, certo, non ce la facciamo, ma perché abbiamo dei modelli... Sì. Dei modelli e poi noi abbiamo degli istinti. Un professore una volta mi ha detto una cosa che mi è rimasta. Allora, noi abbiamo degli istinti, no? Primordiali, cioè abbiamo l'istinto di scegliere prevalentemente i sapori dolci, ok? I grassi, ma questo perché? Perché quando si era uomini, tra virgolette, primitivi, oppure avere i sapori grassi e i sapori con gli zuccheri significava scegliere quello che dava molte calorie. E abbiamo invece così una tendenza innata ad avere un po' di diffidenza per quelli che sono i sapori amari. Ma questo perché? Perché quando si viveva nelle capanne, le verdure, le erbe velenose, ok? Quindi questo rimane nella nostra genetica. Avete capito? Perché la storia dell'uomo moderno è brevissima. E allora questo professore mi dice: beh, noi siamo uomini primitivi, con gli istinti primitivi, liberati in un supermercato. E cosa fai? Arraffi tutto. È una battuta, ma non è una battuta. Permettendo, portafoglio permettendo. Ma purtroppo prodotti di bassa qualità, basso prezzo, se ne trovano tanti. E le famiglie purtroppo devono anche scegliere quello che possono permettersi. Vanno nei discount che sono aumentati perché il prezzo è inferiore. Dovremmo scegliere il prodotto possibilmente a chilometro zero, però sappiamo anche che non è sempre facile, basta andare a fare... Oppure una grande città, se mi trovano, ecco, come fanno, poveretti. Ma anche l'organizzazione familiare, chi può andare ogni giorno a fare la spesa, a scegliersi, si va al supermercato una volta alla settimana. Quindi io non ho una ricetta, certo che dovremmo tutti cercare un po' alla volta, per quanto c'è possibile, di avere meno la tendenza a cambiare questo. Quindi insegnare ai nostri ragazzi a mangiare 5 pasti al giorno, fare colazione fondamentale. Ma muoversi soprattutto, muoversi e fare sport. Allora, io voglio anche ricordarlo, non so se lei l'ha conosciuto, dottor Martellossi. Mi scusi Mirella, solo perché magari su questo dell'obesità, ad esempio, quest'anno noi, assieme anche al servizio di nutrizione, nel Giro 2024, costruiremo un percorso sull'obesità infantile. Tante, in più si aggrava. Cosa avete mandato? Che c'è una voce in studio. Ecco, adesso è andata via. È uno degli obiettivi anche nostri, del nostro reparto, cercare di avviare un percorso per cercare di gestire il meglio possibile il problema dell'obesità infantile. Allora io voglio ricordare anche questa figura a me molto cara, era un amico carissimo della mia famiglia, il dottor Fabio Godena, che quando si parlava di dieta e cosa si deve eliminare, lui diceva: non si deve eliminare niente, devi solo ridurre quello che mangi e vedrai che si cala tranquillamente, perché tutti i prodotti, tutti i cibi hanno qualcosa che serve all'organismo. Perciò anche chi vuole fare delle diete ferree, almeno così ricordo anche questa figura
fantastica, che era il dottor Fabio Godena, che usava sempre il buon senso. Era uno di quei medici che penso che i farmaci li desse veramente a zero, proprio soprattutto zero, in età pediatrica, soprattutto in età pediatrica. Ecco l'importanza, perché sono arrivata, anche così l'ho anche ricordato, proprio perché c'è questa carenza di farmaci adesso, che si parla anche, abbiamo visto un servizio anche ieri, questi farmacisti che sono molto preoccupati, anche se devo dire che ho avuto il professor Rosato collegato da Padova che ha detto che negli ospedali non c'è questa carenza. Ecco, così rassicuriamo anche com'è la situazione, così abbiniamo le due cose. Prego, dottor Martellossi. No, negli ospedali carenza di farmaci non c'è, ci sono state alcune singole situazioni magari di difficoltà di reperibilità in tempo rapido, ok, ma non mancano i farmaci all'interno degli ospedali. Sappiamo però che c'è stato dei momenti in cui alcuni farmaci di uso comune, l'ibuprofene, il paracetamolo, l'amoxicillina, non si trovava. E questo era dovuto a più fattori, anche, come posso dire, non dipendenti dalle singoli ospedali, dalle singole aziende, dai singoli stati o regioni, perché c'era carenza di flaconi, carenza di farmaco che arrivava dall'estero. Le guerre influiscono anche su questo, sapete. Adesso non c'è il canale di Suez, si passa poco, significa che magari le confezioni di plastica del farmaco che arrivano dall'India devono fare 2 settimane di viaggio di più. Quindi sui farmaci è stato questo, ma in ospedale noi non abbiamo mai avuto problemi. Ci sono stati alcuni singoli, casi in cui magari la reperibilità del farmaco, non so, la sospensione invece delle compresse ci è voluto un giorno di più, ecco, perché in effetti qualche difficoltà c'è stata, ma insomma lo so che l'azienda in questo periodo si è molto attivata per cercare di fare molta attenzione e anche noi dei reparti dobbiamo fare molta attenzione in maniera che ci siano sempre le scorte adeguate per i farmaci di utilizzo comune o dell'emergenza, e questa è una cosa su cui facciamo molta attenzione nell'ultimo periodo. Allora io vorrei chiudere, dottor Martellossi. Ho iniziato con la dottoressa Ilaria Postal, appunto, che si occupa di hikikomori, e vorrei sentire la quarta parte e commentarla con lei di questo ragazzo, di questo uomo che si è laureato proprio in questa con un sistema anche innovativo, diciamo, dove ha avuto il supporto di questa docente proprio su hikikomori. Andiamo a sentire la quarta parte di Marco Crepaldi. Allora, in quel momento ho pensato ancora di più, mi sono convinto ancora di più che quando parliamo di hikikomori parliamo sì di un problema del singolo, di un problema psicologico molto profondo, però un problema che può essere superato aiutando questi ragazzi, aiutandoli come società a trovare una motivazione intrinseca alla vita, anche perché spesso questi ragazzi perdono qualsivoglia obiettivo, non sanno dove andare, non sanno quali strade perseguire, vivono anche una sorta di depressione esistenziale e si perdono e le loro paure diventano più forti di tutto. Quindi la loro paura del giudizio, la loro paura di essere diversi, di non essere accettati, diventa talmente forte da spingerli a nascondersi nella propria stanza, da letto, e talvolta a scappare anche dai genitori, perché ci sono casi di ragazzi che nemmeno hanno contatti diretti con i genitori. Quindi ho pensato che appunto questo ragazzo che per 7 anni non era uscito, in quel momento, grazie a quello stimolo, a quella sua passione, aveva trovato la forza di uscire di casa, di affrontare le sue paure, l'ansia del giudizio, gli sguardi delle persone e di vivere sostanzialmente, riuscire a vivere la sua vita come quella di tutti gli altri. E quindi, ancora una volta, ripeto, ho pensato che è vero, l'hikikomori è un problema psicologico del singolo, va aiutato, va supportato, però è anche un problema della società, perché ognuno di noi, in qualche modo, nel suo piccolo, contribuisce a creare questa società che molti ragazzi, sempre più ragazzi, percepiscono come eccessivamente pressante, eccessivamente competitiva, come una società respingente dai valori lontani da quelli che hanno loro. E se appunto sempre più ragazzi sentono questa
questa sensazione, provano questa repulsione nei confronti di tutto il resto, sicuramente dovremmo fare anche una riflessione collettiva, tutti insieme come società, e cercare di capire quali sono le dinamiche sociali che creano questa spaccatura tra persone che sono sempre più di successo, che riescono a utilizzare la competizione sociale per eccellere, e le persone che invece crollano sotto questo peso, che non riescono più a reggere queste aspettative e finiscono per innescare un meccanismo del tutto niente. O raggiungo l'obiettivo che io ho idealizzato, quello che io penso di poter valere, che è spesso molto alto, irrealisticamente alto, oppure abbandono tutto. Smetto di giocare, mi siedo ai lati della strada, mi chiudo nella mia camera e lì interrompo la mia esistenza. Quindi, per chiudere, io sono convinto che dell'ikikomori ne sentiremo parlare sempre di più, perché è qualcosa che cresce senza che nessuno di noi magari se ne renda conto, ma lo percepiamo che c'è, e ogni volta che ne parlo spuntano sempre nuovi casi. Ma dobbiamo cercare tutti come società, dalla scuola alla famiglia, a ognuno di noi, di interessarcene e di riuscire ad aiutare questi ragazzi a tornare nella società, perché creare una società inclusiva significa anche questo, aiutare a stare nella società anche a quelle persone, riuscire a far stare nella società anche quelle persone che sentono questa forte pressione sulla loro diversità, che sia anche in questo caso appunto una diversità caratteriale. Quindi il mio pensiero con cui insomma voglio chiudere questo TED è che alla fine l'ikikomori ci riguarda tutti. Allora, dottor Martellossi, abbiamo sentito questo ragazzo, questo uomo, però anche nel nostro territorio abbiamo anche molti suicidi infantili, ecco, proprio problemi di salute mentale, come abbiamo sentito la psichiatra l'altro giorno, e sono molto preoccupati perché non c'è risposta, poche strutture, pochi addetti ai lavori, con un numero che è sempre crescente di questi problemi. Prego, dottor Martellossi. Sì, non ho molto da aggiungere di più a quello che abbiamo appena sentito. Le parole che ha detto, insomma, società di competizione, io aggiungo anche proprio la difficoltà a vedere una prospettiva del futuro che hanno questi ragazzi, è una società respingente, è una società per adulti, okay? La forte competizione che c'è, e questo il Kikomori è la punta dell'iceberg della sofferenza che molti dei nostri giovani oggi hanno. Questa è una grave psicopatologia, okay? Neuropsichiatrica. E un po' ritorniamo a quello che dicevo prima, quando i giovani soffrono, soffre il futuro, soffre il centro della nostra società, perché sono quelli che dovranno, sono il nostro futuro, sono quelli che porteranno avanti, e quindi condivido che questa situazione non ci deve far riflettere un po' su quelli che sono i nostri modelli attuali e mettere in primo piano le necessità dei giovani, cosa che oggi facciamo con molta difficoltà. Poi parlava delle strutture, certo, è stata una esplosione questa che è iniziata già prima, a dire il vero, del Covid. Sì. Mi ricordo mi ricordo un bellissimo editoriale del British Medical Journal che diceva 2017. Se fosse un tumore sarebbe un'emergenza, perché la curva epidemiologica dell'aumento dei casi neuropsichiatrici era già un trend che aumentava del 7, 8, 10% l'anno. Dopo il Covid, con 2 anni di isolamento, che i nostri, forse al di là dei nostri poveri anziani che a causa del Covid sono andati nelle terapie intensive, sono morti, forse la generazione che ha patito di più poi è stata quella dei giovani, dopo chi del Covid purtroppo moriva, e lì c'è stata l'esplosione. Quindi ci siamo trovati anche dal punto di vista culturale delle conoscenze e organizzativo delle risorse in difficoltà. Tanto è vero che i ragazzi tornavano a scuola, si sedevano fuori. Chi avrebbe mai immaginato che il ragazzo non vedeva l'ora di fare le ferie, invece erano fuori seduti dalla scuola, mancava. Per forza.
Noi abbiamo avuto un aumento dei disturbi della condotta alimentare importante, no? Sono circa 40 i ricoveri che il reparto di pediatria ha fatto nel 2022 e nel 2023. Oggi ci stiamo un po' alla volta riorganizzando. Noi come pediatri dobbiamo studiare. Studiare significa capire di più. Io nel mio percorso di studi di pediatria, la neuropsichiatria infantile era una parte piccolissima. Oggi nelle scuole di specialità è una parte importante del percorso di studi. E bisogna dare di nuovo forza a quelle che sono poi le risorse di neuropsichiatri, di psicologi. Ecco, finalmente, grazie alle direzioni, dal 1° gennaio anche a Treviso c'è un primario, un direttore di una unità di neuropsichiatria infantile, quindi nei prossimi mesi verrà costruita il reparto di neuropsichiatria infantile che dovrà collaborare con il territorio. Vuol dire che c'erano dei numeri preoccupanti? È una necessità, d'altra parte insomma, era la regione stessa che nelle schede diceva che bisognava avere, no, nelle pediatrie come Treviso, Vicenza, Mestre, una neuropsichiatria infantile, e questo sarà certamente un aiuto importante per i ragazzi che in questi anni soffrono voi di disturbi della condotta alimentare, voi di autolesionismo, di ansia. Ma non è anche, dottor Martellossi, cioè questi bambini, questi ragazzini, a mio avviso, sono con le spalle a muro indifesi, perché se hanno dei genitori pigri, cioè come si difendono loro? Se mio papà o mia mamma non mi portano a fare un giro in bicicletta assieme, io non vedo i ragazzi con i genitori, pochissimi. Se mia mamma e mio papà fanno attività sportiva e io non ci sono, e quando glielo chiedo a questi, non tutti, perché ce ne sono anche di bravi, non vuole venire. E gli dico, non vuole venire o sei tu che non lo vuoi portare perché ti è di impedimento? No, perché glielo dico, tanto problemi io non ne ho mai avuto fortunatamente. Perché vedo queste fragilità lasciate sole, dottor Martellossi, loro non sanno difendersi, non hanno il potere di difendersi, loro sono costretti a fare quello che vogliono i genitori. Allora devono sapere 3 lingue a 6 anni, devono fare 2 o 3 discipline sportive, chi può naturalmente, perché così decidono, e fare quello che vuole il papà o la mamma, cioè sono sempre condizionati dalle esigenze degli altri, non le proprie esigenze. Chi è che si alza al mattino di questi genitori e chiede a suo figlio cosa vuoi fare oggi? Questa è forse la cosa, forse dovremmo, come voglio riassumere perché qua entriamo, non è così facile entrare in questo. Iniziare. I modelli, certo, io credo che per iniziare bisogna cominciare ad ascoltarli. Ad ascoltarli e a dirgli le cose come sono. Guardi, anche a dirgli che la vita, noi che siamo adulti, non è facile. La vita ha delle difficoltà, tutti abbiamo avuto delle difficoltà, chi più fortunato piccole, chi più grandi, di qualsiasi, di relazioni, di amicizie, di lavoro, di malattia, ok? Fargli capire che non sono soli nella sofferenza ed ascoltarli è fondamentale. Guai minimizzare. Ai ragazzi, ma anche ai bambini, bisogna dire le cose come sono, nei modi giusti, con le parole giuste, ma non nascondere le difficoltà, condividere le difficoltà, fargli anche capire che anche noi adulti possiamo essere in difficoltà. E quindi le difficoltà, le paure non sono una cosa che colpisce solo loro, ok? Le possiamo condividere assieme, ascoltarli, cercare di non volere che i figli facciano quello che noi non siamo riusciti a fare. Questo è un problema che, come posso dire, c'è sempre un po' stato dei genitori, è anche una propensione, come posso dire, che insomma, un po' viene, uno cerca, no, di realizzare anche attraverso i figli alcuni dei propri sogni. Non è detto che questo sia sempre deleterio, però bisogna sapere anche dove fermarsi e ascoltarli, perché se io voglio che uno faccia il campione di nuoto e lui, perché a me piaceva nuotare, non sono riuscito a fare un campione, lui vuole giocare a calcio, devo riuscire a farlo giocare a calcio e rinunciare al mio piccolo sogno di avere un grande nuotatore. Scusa Sandra, ma non avevo sentito che eri in linea, scusami tanto. Sei ancora in linea, Sandra? Scusami, sai Sandra, ma proprio guarda, ma mi dispiace. Prego Sandra. Non certo, buongiorno intanto, ciao. Buongiorno. Sono incantata a sentire il ragazzo che ha parlato prima
e il professore. Secondo il mio punto di vista, io non sono giovanissima, molto probabilmente come il professore i sogni dei genitori li trasmettiamo perché magari non abbiamo avuto noi quello che desideravamo. Però c'è anche una cosa da dire. Una volta i ragazzi di adesso, hai ragione, bisogna ascoltarli, ma sono tanto deboli, perché una volta non c'erano spiegazioni, Mirella. Cioè, se tu avevi un sogno, il tuo sogno era già infranto in partenza, cioè, ma quale dialogo? Io parlo per me, ma anche altre persone della mia generazione. E adesso c'è una debolezza di sti ragazzi e giustamente, come ha detto, bisogna aiutarli, questo sì. È il dialogo, però mica tutti i genitori sono in grado di dialogare, perché io conosco tanta gente, mi piace socializzare col più giovane, col più vecchio, io ho tanti ragazzi che si confidano con me, ragazzi, ragazzini, commesse, perché magari vado allo stesso bar a prendere il caffè da una vita, si siedono con me. Non è che gli dico io sedetevi qua con me, anzi, e magari mi raccontano ho difficoltà nel lavoro, il moroso è geloso. Io cerco di dare dei consigli con l'esperienza che ne ho parecchia, però mica sempre, delle volte chiedo, ma scusa, tua mamma, non so, un ragazzo che è omosessuale, tua mamma è l'unica che lo sa, ma mio papà no. Ma perché? Cioè, devi cominciare ad aprirti. Ecco, allora, sono molto deboli e giustamente, meno male che adesso sentivo anche il professore, che c'è questo reparto che aprirà a Treviso di neuropsichiatria infantile, perché è vero, poi se si trascurano certe cose, io credo, non sono un professore, però a lungo andare è come un brufolo, se tu non lo curi può diventare anche un tumore, ecco, questo voglio dire. Allora bisogna, la società, sono loro la società del domani, non sono io, non siamo noi. E giustamente, meno male che ci sono delle persone preposte a dare una mano a questi ragazzi, a questi bambini. E lo sport è importante, però bisogna anche sapere cosa vogliono fare loro, perché è vero, è inutile che fai fare nuoto se poi questo ragazzo è più portato a fare calcio. Portalo a calcio, che si sporti, perché io ho visto delle mamme quando portavo mio figlio ha fatto tutto, perché ha voluto provare tutto, dallo sci, per fortuna avevamo le possibilità, però piano, io non ho mai insistito devi sciare, perché io a suo tempo avevo sciato imparando da sola, poi all'epoca mica c'erano le tecnologie che ci sono adesso. Allora bisogna, i genitori delle volte non hanno un po' ignoranti, un po' la capacità, mica tutti sono professori, parliamoci chiaro, Mirella, delle volte sono persone semplici che magari non sanno neanche dire una frase, non dico l'italiano, ma connessa con tutto il discorso. Allora bisogna anche delle volte... Sandra, devo chiudere. Esterne. Io vi saluto, professore, io l'abbraccio perché lei è veramente fenomenale e la Mirella invita sempre ospiti che sono veramente esaustivi nelle risposte, e buona giornata. Grazie cara Sandra, grazie, anche penso facciano piacere anche i complimenti anche al dottor Martellossi. Allora, come commenta la telefonata e come ci saluta dottor Martellossi, perché so che adesso ci deve lasciare. Certo. Come commento, il disagio è trasversale. Il disagio è trasversale, colpisce le famiglie a basso reddito, a basso cultura, e colpisce anche chi ha le possibilità. È vero, quando c'è difficoltà, quindi non è, come posso dire, non è solo un problema di possibilità economiche e di cultura degli editori, magari fosse così, no, sappiamo la sofferenza è trasversale, quindi significa che la sofferenza pervade i nostri ragazzi indipendentemente dal reddito e anche dallo stato socio-culturale dei genitori. Dove c'è più difficoltà è vero che può essere più difficile affrontare i problemi, ma se parliamo di disturbi della condotta alimentare, ad esempio, questo è trasversale. Quindi non so che ho una risposta, riguarda tutti,
anche chi ha la fortuna di stare bene economicamente e bene culturalmente. Anzi, questi problemi paradossalmente sono più frequenti nelle società ad alto livello socioculturale. E ritorno indietro, e finisco così, dobbiamo dare fiducia nel futuro ai nostri ragazzi, condividere le difficoltà con loro. È vero, non è che la famiglia può fare tutto e non tutti hanno la forza, le capacità e il tempo. Però la comunità sì. La comunità deve farlo e sì. Quindi se non lo può fare la famiglia deve valere per la scuola, deve valere per i nonni, deve valere per gli allenatori, deve valere per i pediatri, deve valere per tutti quelli che hanno a che fare. Ascoltiamoli senza paura di affrontare problemi anche difficili con loro, perché altrimenti se non li affrontano con gli adulti, li affrontano da soli, e se li affrontano da soli si fanno male. Si possono fare male, certo. E anche molto male. Molto male. L'ultima telefonata, poi salutiamo veramente il dottor Stefano Martellossi. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, lei è sua ospite. Allora, intanto tutta questa solitudine, secondo me, dei ragazzi e anche tutta questa tecnologia che si chiudono dietro quel maledetto cellulare, che io dico, faccio un appello alla popolazione: prendete questi cellulari, buttateli nella spazzatura e compratevi un telefono come quello mio, solo per fare chiamate, perché è inutile che dicono ho un sacco di amici, ma che amici hai sul telefono? Tu hai delle persone che non l'hai mai viste, quindi non sai realmente queste persone chi sono. Quindi io alla mia compagna gli dico: tu puoi entrare a casa, ma il cellulare rimane in macchina. Se non ti compri il telefono come quello mio, il telefono della mia compagna non lo entra a casa, perché io ho detto a casa mia io voglio gente sana, non gente che dice che ha amici, perché le famiglie si stanno stretolando appunto per questi telefonini, e tu vedi magari mariti contenti che vedono le mogli con il telefonino e poi le mogli gli fanno le corna perché conoscono gente in questi chat che fanno. Ora io dico, la tecnologia va bene, ma questi cellulari hanno rovinato veramente l'umanità. Poi viviamo soltanto per questi telefonini. Io vedo gente che attraversa con il telefonino in mano, a mano e senza guardare la strada. Io quando li vedo, il suono li faccio prendere paura. Li faccio prendere paura perché li faccio svegliare. Perché tu attraversi sulla strada senza guardare, sono dei zombie, proprio dei cadaveri che camminano. Quindi buttate questi cellulari e prendete i telefonini come quello mio. La ringrazio, signora Mirella. Grazie Sebastiano, salutiamo, abbiamo sentito anche le riflessioni di Sebastiano. Se vuole aggiungere qualcosa, se no salutiamo. Buttare i cellulari non è possibile, ma dare un po' di regole ai ragazzi sì. Ecco. Bravissimo. Dare un po' di regole sì. Bravissimo, allora salutiamo anche il dottor Stefano Martellossi, primario pediatria ospedale Cafoncello di Treviso, che è stato con noi, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e avete sentito, e voi veramente siete veramente bravi, perché avete anche fatto i complimenti a questi ospiti che per me sono veramente importanti. Grazie dottor Martellossi, grazie. Pubblicità. E abbiamo Patrizia Pisi. Chi è Patrizia Pisi? Si presenti, buongiorno, ben ritornata, prego. Grazie dell'invito. Sono Patrizia Pisi e sono vicepresidente dell'associazione AVISL, Associazione Vittime della Strada Incidenti Stradali. Allora, qualcuno dice che gli incidenti stradali sono diminuiti, Pisi, qualcun altro dice che sono aumentati. Visto che c'è questa confusione, noi vediamo tutti i giorni, anche mortali, tantissime volte, cosa sta succedendo. Queste persone, e parlo di persone che escono al mattino di casa, ognuno si fa le proprie regole, pensano di salire in macchina, nella bicicletta, in motorino, col monopattino e farsi le proprie regole, e purtroppo poi che ne pagano le conseguenze, perché poi qualcuno muore, magari non loro ma qualcun altro che magari stava facendo un percorso anche proprio perfetto, per queste persone che forse non si rendono conto del rispetto del prossimo. Prego Patrizia Pisi.
Sì, c'è un'inversione di tendenza, Mirella, perché noi vediamo che proprio la gente non vuole rispettare le regole. E sì che non è difficile, perché le abbiamo rispettate tutti noi tutta la vita. Io sono 40 anni che ho la patente, quindi voglio dire, ho sempre rispettato i miei limiti, i limiti 50, c'era l'autovelox, frenavo. Adesso la gente non vuole più stare alle regole della strada. Vogliono fare tutti quello che vogliono, come dice lei, si vogliono svegliare la mattina e dice no, ma io su quella strada dei 50, beh no, faccio i 70, però poi quando arriva la multa, allora si rendono conto che hanno effettivamente fatto qualcosa che non va bene. Quindi voglio dire, ma è così difficile, Mirella, andare a regola? Siamo tutta la vita, noi tutta la vita rispettiamo le regole, che sia sulla strada, che sia sul lavoro, che sia anche sull'amicizia, perché comunque il rispetto, ecco, il rispetto. Non c'è più, secondo me, il rispetto. Ma perché? Guardi che è una cosa veramente che non si capisce, perché comunque anche nel 2023 abbiamo avuto 3.250 vittime sulla strada in Italia. Lo ripeta Pisi. Abbiamo avuto 3.250 vittime sulla strada nel 2003, l'anno appena passato. Perché non vogliamo sforzarci un po' di più, che quando ci sono le strisce deceleriamo, facciamo passare il pedone, se ci sono i 40, i 50, ma perché non andiamo a regola? Io ho avuto una polemica enorme, Mirella, sull'autovelox. Sono andata persino a Padova a fare una diretta a Padova perché c'è questo Fleximan che continua ad abbattere questi autovelox. Ma se su quella strada è stato messo un autovelox, vuol dire che c'è bisogno di un autovelox, perché è una strada pericolosa, c'è una curva pericolosa e poi non parliamo dei centri abitati. Se c'è un centro abitato e ci sono i limiti dei 50, bisogna andare ai 50. No? Perché tutti partono, secondo me, questa è una mia opinione, ma secondo me tutti partono all'ultimo minuto perché devono essere in ufficio alle 8, partono a 10 minuti alle 8 e via, corrono come... Ma no, ma abbiamo rispetto delle regole, ma soprattutto degli altri, perché sulla strada ci sono io, c'è lei, c'è mio nipote, mia mamma, ci siamo tutti noi. Quindi dobbiamo rispettare queste regole, non è difficile. Però io l'ho anche invitata perché a Villa Margherita Inclusiva abbiamo organizzato, grazie a questi familiari di varie vittime, non solo della strada ma anche del lavoro e tante cose, proprio per far capire l'importanza di essere ascoltati, ma soprattutto di questa certezza della pena che questi familiari esigono, che ancora non c'è. Abbiamo sentito anche la lettera che hanno mandato i coniugi Fragrasso di questa perdita incredibile della loro Jessica e della cugina Sara, morte, 7 anni, ubriaco al volante, scappato, telefonino, 7 anni, come si spiega? Cioè, ma che leggi ci sono? Ma come vengono applicate? Ma come si fa ad accettare 7 anni, 2 morte, 2 bambine rimaste orfane, per fortuna si sono salvate? Questo ha fatto di tutto e di più 2 anni, per non parlare di quelli che non fanno neanche un giorno di carcere. Ma anche come vicepresidente di familiari vittime della strada, come pensate di muovere? Perché questi familiari sono stanchi, hanno diritto a delle risposte, non ritornano più i loro figli, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Ragazzi giovani che avevano una vita davanti, distrutte famiglie intere perché non sarà più come prima. Prego Pisi. Allora guardi Mirella, è una storia lunghissima. Io ho perso mio figlio, quest'anno sono 16 anni e lui aveva solo 17 anni e stava salutando un suo amico sul marciapiede. È arrivata questa macchina impazzita che faceva i 130 km all'ora in città, l'ha sbandato perché non è riuscito a tenere la macchina, è andato sul marciapiede e ha preso mio figlio in pieno e l'altro ragazzo ha perso un piede. Io da quel giorno lì, subito, perché non si parla mai del dopo, parliamo delle vittime della strada, io vado in tante trasmissioni, tante vittime come me che per fortuna riescono a parlare perché ci sono veramente dei fatti molto gravi, perché ci sono delle famiglie completamente distrutte, io ho delle vittime che hanno anche paura di uscire di casa,
Quindi c'è tutto un dopo che purtroppo non se ne parla mai, perché parliamo sempre dell'incidente, ma come parliamo dell'incidente poi basta, non ne parliamo più. Invece bisognerebbe parlare del dopo, di cosa succede dopo a una famiglia, come dice lei. Quindi noi ci siamo riuniti nel 2012, tutti quanti, perché io ho fatto rete da quel momento, ho cominciato a fare rete su Facebook e ho raccolto 500 mamme. Quindi siamo andate tutte con la maglietta di nostro figlio a Roma, perché allora, Mirella, c'era l'omicidio colposo. Quindi quello che ha ucciso mio figlio, che era ubriaco perché era 4 volte e mezzo fuori dai limiti, andava a forte velocità e quindi faceva i 130 km all'ora, quando è sceso dalla macchina mi hanno detto dopo tanti anni, perché io collaboro con le polizie locali, che non si reggeva neanche in piedi, non mi ha mai chiesto scusa. Quindi quando siamo andati a processo, 3 anni, perché era recidivo, C'erano delle famiglie dove avevano perso appunto figli, come purtroppo succede spesso anche adesso, che davano 6 mesi, 8 mesi, perché era omicidio colposo. Quindi ci siamo riuniti tutti e dal 2012 ci siamo concentrati, siamo andati sempre a Roma, sotto il Parlamento, a farci ascoltare e siamo riusciti nel 2016 ad avere l'omicidio colposo. Quindi abbiamo combattuto tantissimo per questo omicidio colposo. Adesso succedono le stesse cose e purtroppo quando si va in tribunale danno queste irrisorie 7 anni, 2 persone. Ma com'è possibile che una famiglia possa andare avanti? Io non voglio dire che noi vogliamo assolutamente che le persone vadano in carcere, ma se una persona va in carcere, il mio non ha fatto un giorno di carcere. Ma senta Pisi, come hanno fatto gli agricoltori? Perché in politica contano i numeri. Allora noi abbiamo visto che se ci sono grandi numeri anche il governo cambia posizione, anche se aveva deciso di fare una cosa, quando vede certi numeri cambia perché i numeri fanno paura, perché i numeri votano. Allora non è il caso forse di riunirci tutti e di fare veramente un ingresso a Roma, visto che c'è anche una premier donna, una mamma qui davanti alle telecamere ha detto vorrei vedere se fosse la figlia di qualche importante politico se le cose non cambierebbero, perché il problema lo vivi solo se ti tocca, lo senti solo se tocca personalmente, ma noi siamo stanchi, noi abbiamo bisogno di certezza della pena, perché l'omicidio colposo sì, ma se non c'è la certezza della pena dove andiamo? Allora non è forse giunto il momento di riunire le forze tutti assieme e di veramente far sentire la voce, perché se continuiamo sì a fare qualche protesta, uno da una parte, uno dall'altra, poi non si mette assieme perché ci sono i campanili anche tra associazioni, perché questo va detto e loro lo sanno, dividi e ti impera. Prego Pisi. Io l'ho sempre detto, purtroppo nell'associazione delle vittime della strada siamo tante associazioni e siamo tutti ognuno per conto suo, oppure c'è la mamma che fa l'associazione per conto suo, per suo figlio, per sua figlia, va benissimo, ma dovrebbe esserci solo un'associazione delle vittime della strada dove ci si raccoglie tutti quanti e come dice lei si va a Roma tutti quanti insieme. Adesso sa cosa è successo? Anche lì le vittime non sono come una volta che sono molto, noi eravamo molto arrabbiati, ma veramente molto arrabbiati e abbiamo fatto una battaglia, mi creda, tante volte ci siamo trovati anche in 800 a Roma, anche in 1000 persone, ma adesso rifare di nuovo tutta questa trafila di questa, cioè io vorrei che i nuovi familiari, purtroppo mi permetta questo termine, non mi piace dirlo, ma ci sono questi nuovi familiari, che siano loro che coinvolgono noi anziani, perché 16 anni la coinvolgerò io Pisi, infatti la inviterò a un dibattito a Villa Margherita inclusiva in una domenica che lei sceglierà a marzo per parlare a queste famiglie, a questi genitori, a queste nuove associazioni che sono sempre per cercare anche di rendersi utili, teniamolo presente, non è che lo facciano per una cosa personale, proprio per cercare di rendersi utili, perciò le arriverà l'invito perché lavoreremo come relatrice. Abbiamo Rino da Mantova, ciao Rino. Ciao Mirella, e complimenti alla trasmissione e ai suoi interlocutori. Grazie. Volevo dire, ho sentito prima di una signora che quei bambini che non vanno a scuola a Napoli, a quelle parti, li va a prendere personalmente. Questo è un grande esempio. Poi
per guardare i bambini, si hanno dei lividi, i professori, i dottori, le maestre devono stare molto attenti a queste cose. Molto, perché le possono guardare e parlare. Ho sentito una mamma e una zia stamattina che l'ha messa in galera perché picchiavano il bambino con delle fruste. Ma com'è possibile queste cose? Dopo, scusi, le dico l'ultima cosa. Per gli agricoltori, signora, ma perché non fanno i prodotti biologici con meno pesticidi, che io prendo quelle cose? Allora verrebbe ancora più valorizzato, anche se gli rende meno agli agricoltori, però il prodotto lo possono vendere qualcosa in più, perché se ci sono meno pesticidi è meglio, 70% in meno io prendo garantito, perché ho un figlio veterinario e mi ha detto questo va benissimo, non ha 70% in meno. Bisogna stare attenti a queste cose perché ci fanno morire, non ci sono solo le cose di agricoltura, anche l'acqua, l'aria, certo, però i pesticidi, prima i concimi, che la terra è verde, ho dei parenti in campagna, io abito in città, in campagna, che hanno una terra che è verde, forse di rivoltare, buttare concimazioni che non vanno bene, e i veleni. Sa cosa uso? Io dopo vi lascio e ringrazio. Io ho 40 piante di frutto a casa mia, le ho tutte sane. Il quassio, che è un professore, non dico il nome, Totele Belluno, che l'ho visto anche ieri sera, mi ha detto sempre prendi il quassio. L'ho consigliato anche gente che va a tagliare le piante in giro. Costa 65 euro al chilo, ma con un chilo fa 30 piante, mi spiego, e quello non avvelena mai. Si chiama quassio, è una pianta che c'è là nelle giungle. Ripeti perché non abbiamo capito. Quassio, ecco, a casa avete sentito. Grazie sì. Rino, un abbraccio grande anche a Rino da Mantova. Adesso torniamo proprio a questo importante proprio appuntamento che ci siamo dati proprio per far capire l'importanza di unirci. Andiamo a vedere anche le foto che così la Patrizia Pisi, vicepresidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali, riesce a capire dove vogliamo andare a parare tutti assieme. È tempo di unire le forze. Forse adesso, Pisi, vediamo adesso le foto, è il momento anche di unirci perché ci sono le elezioni. E le elezioni, brava. Ecco, forse stavolta abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, perché sono molto attenti, sono molto... le famiglie, le persone sono più attenzionate, diciamo, perché dietro a una persona, no, non sono queste le foto di Villa Margherita inclusiva. Allora, sì, le ho visto qua. E soprattutto capire l'importanza dell'unione, perché noi stiamo assistendo quotidianamente a incidenti stradali che poi sono vittime importanti, sono famiglie, come ripeto, distrutte, però come dice lei dopo Pisi, cala nel momento dell'incidente, il funerale, poi cala il sipario ed è finita lì. C'è l'omicidio colposo ma non la certezza della pena. Ma perché secondo lei questa certezza della pena non arriva? Cosa c'è che non funziona? Ma io penso che non funzioni proprio la magistratura, mi permetta, è sempre un mio pensiero, però c'è l'omicidio stradale, abbiamo qua, voluto. Pisi. Quindi... Ecco, queste sono le due ragazze che le avevo detto, che forse so, lei conoscerà, sì, e le adesso conosco, vedrà le tutti seguo. gli altri, prego. Sì. Quindi voglio dire, ci sono le pene più severe, c'è l'omicidio stradale, abbiamo cercato con il legislatore di far innalzare le pene, ma noi abbiamo bisogno di una pena certa, perché quello che non c'è in Italia è la pena certa. Anche quel ragazzo che ha ucciso a Roma quel bambino di 5 anni, ma com'è possibile che gli dai 4 anni ai domiciliari? Ma non è possibile, perché questo ragazzo, se tu non lo metti in galera anche qualche giorno, io non voglio dire, non sono qui che sono per forza le persone devono andare in galera, ma devono avere una giusta pena per quello che hanno fatto, perché solo così possono capire cosa hanno fatto. Hanno distrutto delle famiglie intere e loro si fanno la loro vita tranquillamente, ma non è possibile una cosa del genere, perché una vittima già devi rialzarti perché hai perso tutto. Quando perdi tuo figlio, perdi tutto. Io l'ho provato sulla mia pelle, non è facile, perché comunque perdi qualsiasi
E qualsiasi strada che hai, perdi, non sai più se sei una moglie, se sei una donna, se devi andare a lavorare, se hai una famiglia, non capisci più niente. È come uno tsunami che ti entra in casa e ti spacca tutto. Quindi è difficilissimo poi riprendersi e andare avanti, perché comunque la vita va avanti, gli anni passano e tu resti ferma, congelata nel tuo dolore, che non sai che cosa fare. Quindi io ben volentieri vengo, Mirella, perché ci uniamo tutti e andiamo veramente a Roma, perché solo così ci ascoltano, come ci hanno ascoltato tanti anni fa. Perché se noi invece non facciamo niente, non succede niente. Quando si va ai processi, purtroppo tu hai tutta, perché io le vedo le vittime, io le accompagno ai processi e loro hanno tutto questo entusiasmo di dire no, ma la giustizia farà giustizia per mio figlio. E invece non fa nessuna giustizia, perché il morto è morto e chi resta vivo ha una possibilità di, per carità, ritorno a dire, è giusto che lui abbia una possibilità di ritornare in società, ma abbiamo un diritto anche noi di vivere, perché noi abbiamo l'ergastolo del dolore per tutta la vita e questo non ce lo toglie nessuno, Mirella. Purtroppo. Allora andiamo a vedere anche questo intervento di un politico, un consigliere comunale a Treviso che è venuto a Villa Margherita con le associazioni, abbracciano le associazioni, che è Mirko Visentini. Tanto non ho parole perché per i trascorsi di vita che abbiamo sentito di là, a tante persone è stato tolto tanto e a noi in qualche maniera abbiamo quello che è stato tolto, perché quello che vediamo nei vostri occhi, nei vostri cuori è un ritorno a noi che magari noi abbiamo avuto quelle disavventure. Qui di fronte a me ho anche il dottor Calia che mi ha operato e parlavamo anche del suo mestiere nel frattempo da una stanza all'altra. E anche per lui mi diceva che certe volte diventa difficile assorbire il male delle persone, assorbire le difficoltà di fronte anche a una morte o a una certa morte. Voi state dando a chi ha subito questi lutti, gravi lutti. Anch'io ho 2 figli e anch'io la sera, quando erano più giovani, avevo sempre il terrore che arrivasse una telefonata inopportuna. A voi è stato tolto, ma in qualche maniera avete dato a noi, a quelle famiglie che non hanno avuto questi grossi problemi. Anche io nel mio piccolo posso dire che ho un'associazione, però quindi non sono un infiltrato della politica. Ho una piccola associazione che si chiama Acqua e Vita, che in questo momento sta un po' dormendo perché col Covid poi ci siamo un po' allontanati. Io cerco di fare pozzi in Africa. Abbiamo nel continente africano, questo è un piccolo contributo che può dare alla comunità veneta a chi ne ha bisogno, perché l'acqua lì è fonte di vita, è fonte di risolvere tanti. Si può anche evitare che per esempio i ragazzi si scolarizzano invece di fare 20 km per prendere un po' d'acqua, ma è semplicemente questo. Ringrazio sempre te perché apri i nostri cuori. Apri i nostri cuori, io vorrei anche aprire qualcos'altro oltre che i cuori, che arrivi questa veramente certezza della pena, perché vedere il dramma di questi familiari che, come dice Patrizia Pisi, non finisce mai. Tuo figlio è sempre presente. Questa mattina io ho aperto con questo bellissimo CD di questo ragazzo che è morto in un incidente stradale, che la mamma è venuta qui, mi ha portato per capire che mondo meraviglioso aveva questo ragazzo davanti, che scriveva queste canzoni bellissime, ma soprattutto a far capire alla politica che bisogna veramente intervenire, non si può continuare a fingere, non si può mettere i monopattini e poi dire no, è pericoloso, bisogna che interveniamo, ma la prevenzione dov'è, Pisi, nel nostro paese? Cioè la prevenzione va fatta prima, non dopo. Cioè qualcosa, le piste ciclabili, ma mica obbligato ad andare nella pista ciclabile, allora per cosa la fai se non è obbligato? Cioè c'è proprio un qualcosa che non torna, queste rotonde con delle segnaletiche pazzesche, quando arrivi non sai più da che parte girare, 150.000 cartelli, cioè c'è tutta una serie di cose che devono cambiare e se noi stiamo zitti loro se la fanno e se la godono, questa è la verità, perché c'è sempre un business anche là, sempre un business, ricordatevi, prego Pisi.
È la verità, io condivido tutto quello che lei dice, è assolutamente la verità. Si fanno delle rotonde che poi non capisci niente, ma come fai una rotonda? A un certo punto nasce una rotonda, su una strada dritta, un rettilineo, lo capisco che lo fanno per ridurre la velocità, però tante volte è pericolosa. Fanno anche tante cose che non vanno bene, anche le strisce pedonali, per esempio, noi abbiamo delle strisce pedonali dopo una curva, ma se hai una curva e ti trovi davanti un pedone, partito il servizio, si è bloccato, eccola qua. Prego, Pisi. Sì, c'è tutta questa malinformazione, o non lo vogliamo capire, oppure lo capiamo ma facciamo finta di niente, perché tante persone fanno anche finta di non capire, Mirella. Però effettivamente questi politici fanno tanto poco per noi. Beh, per le vittime della strada nulla. Assolutamente nulla, perché sicurezza stradale non ce n'è. Sono io e tante altre associazioni che andiamo nelle scuole, facciamo sicurezza stradale, la polizia locale fa sicurezza stradale, per carità, ma potrebbero fare molto, ma molto di più. Fare questi come fate voi a Villa Margherita, è bellissima questa cosa che è fatta a Villa Margherita, veramente. E comunque bisogna sempre essere concentrati quando si è sulla macchina, perché io vedo tanta gente che fa di tutto tranne che guidare. Non so, Mirella, se capita anche a lei, lo dico ma c'è tutte le gente mattine, che telefona. C'era una nebbia che la tagliavi col coltello, quasi tutti senza fanali, cioè non so, frecce nelle rotonde zero, e frecce le hanno gli indiani. Allora andiamo a vedere invece, tanto per rinfrescare la mente, cosa vuol dire non avere rispetto degli altri, andiamo a vedere questo mortale a Nervesa. Andiamo a sentire. La fuoriuscita di strada è l'auto che dall'impatto con la canaletta per la raccolta dell'acqua sbanda e si capovolge. Un'uscita di strada che non ha lasciato scampo a Pierina Barro, 77 anni, mentre tornava a casa dalla spesa mattutina al mercato nel centro di Nervesa della Battaglia. Le tracce ancora evidenti ai bordi della stretta via Granze, dove l'anziana signora abitava. La tragedia questa mattina intorno alle 9:30. Sul posto intervenuti i sanitari del SUEM 118 che, nonostante l'arrivo tempestivo anche dell'elisoccorso proveniente da Padova, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 77enne. Il luogo dell'incidente è solo a un centinaio di metri da casa, dove erano presenti anche i familiari. La conosceva quasi tutti qua in paese, era molto solare, diciamo una brava persona. Poche parole per raccontare quello che la madre è stata per il paese di Nervesa. A lungo catechista, ora faceva parte del coro della parrocchia. Ma siamo rimasti un po' perché domenica, ieri era messa con la nuora, e siamo rimasti così, non lo so. Penso che sia venuto un malore, un infarto, qualcosa, perché era vicino a casa, è molto disponibile e era sempre allegra lei nonostante le difficoltà, una persona molto positiva, aveva un carattere piuttosto forte, però una bravissima persona. Probabilmente un malore è la causa della fuoriuscita, ma non si esclude anche un abbaglio provocato dal sole a quell'ora ancora basso. L'amministrazione, nelle parole della sindaca Mara Fontebasso, si stringe al dolore della famiglia e dei conoscenti. I funerali saranno celebrati giovedì 22 alle 15:30. Un malore fatale alla guida che lo ha fatto uscire di strada, abbattere un palo dell'illuminazione e finire contro un altro palo della luce. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Finco, 56enne di Ponso, deceduto ieri sera mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Umberto I in località Santa Margherita d'Adige a Borgo Veneto. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni di Finco erano parse fin da subito disperate ed è morto in pochi minuti. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia poteva avere effetti ben più gravi. Fortunatamente in quel momento non stava passeggiando nessuno a piedi lungo il marciapiede. Alcuni testimoni però, sentendo il botto, hanno allertato subito i soccorsi. Andrea Finco aveva da poco compiuto 56 anni ed era titolare insieme al fratello di un'impresa di materiale elettrico. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'auto incastrata contro il palo. Il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, ha effettuato un sopralluogo e questa mattina sono stati rimossi 2 pali dell'illuminazione, quello abbattuto e quello pericolante. Anche il marciapiede danneggiato dall'urto è stato messo in sicurezza. Siamo in chiusura, ma do la parola a Livio. Ciao Livio. Sì, ciao Mirella, cercherò di essere breve perché siamo alla fine, insomma, ecco.
Dunque io volevo dire che un altro fenomeno preoccupante della circolazione stradale è la violenza che c'è. C'è una violenza che è terribile. Leggevo ieri sul Mattino di Padova che ad Este, che è qui in provincia di Padova, verso le 3:30 del pomeriggio, una macchina, un'auto, in cui c'era un anziano con la moglie che fra l'altro si era fratturata una gamba, eccetera. E a un certo momento ha suonato perché c'era un'auto che stava immettendosi nella strada e lui ha suonato perché era pericoloso, insomma. La macchina dietro, che non era quella a cui è stato suonato il clacson, a un certo momento ha affiancato questa macchina di questi due anziani e l'anziano ha tirato giù il finestrino e l'altro gli ha anche detto siete anche degli anticappati, perché aveva visto una carrozzina, eccetera. E insomma questi anziani sono stati ricoverati, insomma. La gente sfoga la propria violenza su gente che non ne ha colpa, insomma. Un fenomeno preoccupante e voi fate bene, tra l'altro, adesso a fare a Villa Margherita, di andare tutti a Roma, diciamo, a protestare. Grazie Livio, grazie della telefonata. Ecco, questi racconti fanno venire i brividi, qualcuno è fuori di testa veramente. Dobbiamo fare delle strutture per ricoverare questi imbecilli che ne troviamo veramente ogni mattina, ce n'è più di uno in giro per la strada che crede di essere il padrone del mondo. Allora Pisi, come ci saluta e anche il commento alla telefonata di Livio, perché veramente è il colmo, cioè veramente non si sa più l'essere umano, certi esseri umani dove vogliono arrivare. Prego. È vero, ha ragione. Io sono con lei su queste cose perché proprio anch'io vedo proprio violenza stradale. La gente è arrabbiata, si mette in macchina, li vedi che sono tutti, hanno fretta, devono arrivare, devono correre, Ma dove vai? Ma vai piano, tanto arrivi lo stesso. Parti 5 minuti prima e poi arrivi. Ecco, invece quello che non capisco, Mirella, sono queste uscite autonome. Questo veramente non si capisce se sono malori, ma io a questo punto penso che siano dei malori, perché ce ne sono stati parecchi anche, ultimamente, veramente parecchi. Troppi, sono troppi, perché anche nel 2023 abbiamo avuto tantissime uscite autonome che non abbiamo capito il motivo, perché comunque secondo me anche la signora sicuramente è stato un malore, perché a quell'età lì, a quell'ora lì, o è stata abbagliata dal sole, ma cosa vuole? È difficile capire tante dinamiche di tanti incidenti. Però non è anche che Pisi, forse io ho avuto una signora, era incinta al banco alimentare e quando è arrivata l'ho vista che barcolava, ho detto cos'hai? E non mi sento tanto bene, ho detto ma come sei arrivata qua? È in macchina. Io non ho voluto che salga in macchina, l'ho fatta riaccompagnare da un volontario, ho detto la macchina viene a prendertela qualcuno, viene il giorno dopo, ma tu a casa in macchina non ci vai oggi. Anche perché bisogna capire che se qualcuno ha dei problemi, cerchi prima di mettersi alla guida di essere sicuro di star bene, perché anche questo, forse delle volte siamo anche troppo superficiali con certi sintomi, ma sì dai tanto vado lo stesso, ma la macchina è un'arma, bisogna stare attenti. Prego Pisi. È vero, la macchina è un'arma, se noi la adoperiamo male praticamente ammazziamo le persone. Grazie, devo chiudere, grazie a Patrizia Pisi, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e anche Mala Sanità, grazie, ci vedremo a Villa Margherita, grazie di aver detto di sì, perché è molto importante anche la voce di questa donna e di questa mamma che anche lei purtroppo ha perso il figlio e si è data da fare, si è rimboccata le maniche. Grazie veramente, grazie, un abbraccio e adesso andiamo a pranzo con Mirella. Bucatini alla matriciana. In vero, prima di chiamarsi Amatriciana, si chiamava Gricia, o più propriamente Griscia. Questo nome deriva da un piccolo paesino a pochi chilometri da Amatrice, di nome Grisciano.
La griscia, ricetta antichissima, era ed è ancora conosciuta come l'amatriciana senza il pomodoro, anche se differisce per alcuni ingredienti. Ingredienti per 4 persone: 320 g di bucatini, 150 g di pancetta, 400 g di pomodori San Marzano, mezzo bicchierino di marsala secco, olio extravergine d'oliva, aglio, sale, peperoncino, basilico. Tagliate la pancetta a pezzetti. In un'ampia padella fate soffriggere uno spicchio di aglio che toglierete appena imbiondito. Poi versate la pancetta tagliata a pezzetti. Rosolate la pancetta con il peperoncino e a metà cottura versate il marsala che farete evaporare a padella scoperta. Aggiungete i pomodori tagliati a pezzetti, fate cucinare per circa 10 minuti. A fine cottura arricchite con delle foglie di basilico. Nel frattempo cuocete i bucatini al dente in acqua salata. Appena pronti, versateli nella padella con la salsa e mischiate bene. Decorate con foglie di basilico. Buon appetito!